Amici bellini. E Cavaggiari dice: vabbè, c'ho tante cose da dire, non è che non ce le ho. E magari qualcuna vi stupirà pure, ma andiamo direttamente in live, perché noi ci mettiamo la faccia sempre taccuini, cose che mi sono scritto che non leggerò perché non c'è bisogno di leggere, me le ricordo, stanno tutto qua, vedi, ce le ho tutte qua. Allora, prima di tutto un ringraziamento ai mod che hanno fatto un lavoro straordinario anche prima della live, che quindi extra lavoro. Un ringraziamento speciale a Falco75, a Marat, a Pepi, a Joe, a Fabio, a tutti. Allora, ragazzi, vi leggerò tutti, ho cominciato già a leggere qualcuno, ci saranno delle cose da dire. Voi lasciate i like, ho visto che siete stati già bravi a lasciare dei like, perché arriveranno i dislike, ma sono i dislike di chi ovviamente viene a godersi una live di uno che sta distrutto. Ma io non mi perderò d'animo, non darò soddisfazione di stare no. Non è così, è molto più semplice secondo me, e vi leggerò ad uno, farò il possibile per leggervi tutti. Buonasera agli amici bellini. Prima di cominciare ovviamente voglio dire un attimo la mia. Primo tempo equilibrato, lo vedrete anche nella reaction che ho postato come Valerio Fluido. Se volete andare a vedere la reaction prima e tornate, va bene, perché dalla reaction già si capisce, io già l'avevo un pochino letta. Il primo tempo è stato equilibrato, sì, ma il secondo tempo no. Il secondo tempo ci siamo abbassati troppi, non mi è piaciuta la fase difensiva per niente, quindi si può parlare di Gattuso, e per me si può parlare di Gattuso più di quanto qualcuno vorrà parlare di Insigne, perché è chiaro che adesso tutti i titoli saranno su di lui. Ha sbagliato il rigore netto che ci avrebbe messo sul pareggio, e poi magari potevamo avere una reazione anche tosta, perché siamo fragili mentalmente, ragazzi. Io ho fatto una canzone che non era per la Supercoppa, l'ho fatta prima, l'ho fatta in generale, perché è in generale che siamo fragili mentalmente, non è per la Supercoppa, e domani lo spiegherò, domani la postiamo, domani vi voglio tutti. Se non siete iscritti, se siete passati per caso, vi consiglio di iscrivervi al canale, perché domani qualcuno la vedrà come sfottò, se la gusterà al contrario da tifoso avversario. Noi da tifosi napoletani innamorati fino alla fine ci cantiamo questa canzone, dove io non è che insulto i giocatori, ma gli dico semplicemente: ragazzi, voi siete forti, ma siete fragili 1-1 mentalmente, perché di fronte a certe difficoltà, di fronte a certe partite chiave, ogni tanto vengono meno, perché non è che improvvisamente i piedi si diventano storti. Fragili mentalmente, prendetevela con me, è tutta colpa mia. Mi sa maglietta nuova, ho fatto la canzone fragili mentalmente, prendetevela con me, non ve la prendete con loro. Ma comunque non mi è piaciuto il secondo tempo, abbiamo meritato di perdere. Fatemi fare un attimo i complimenti alla Juventus, che con coraggio hanno attaccato, non ci hanno dato grandi punti di riferimento. Pirlo tatticamente l'ha studiata bene, bella quadrata. Poi la sfortuna ci sta, perché comunque una partita equilibrata si risolve con gli episodi. Il colpo di testa di Lozano, miracolo di Szczęsny. Nel secondo tempo il tiro di Lozano, parato da Szczęsny con i piedi. Poi arriva il rigore sbagliato da Insigne, e bisogna ovviamente dare le responsabilità ad Insigne che ha. Ovviamente i rigori, se non li tiri non li sbagli. Fino a mo' li ha segnati tutti, però gli ultimi rigori non mi erano sembrati proprio perfettissimi, Tore Valanga mi interrompe, e mi interrompo volentieri. Grazie amico mio. Bellino, mi piacerebbe da designer fare un restyle del tuo logo. Sai, comunque non condanno il Napoli, potevamo fare meglio. Comunque no, Gattuso out. Tore, da designer io ti ringrazio tantissimo, non solo per il tuo supporto che non manca mai. Mi fa piacere. Se a tempo perso vuoi buttare giù qualche idea, io l'accetto volentieri, e vediamo un pochino. Nel frattempo io ho tutto il merchandise, ma sono pronto a rifare tutte le magliette se il lavoro mi piace, e
it fits with the style of the channel. So thank you very much, my friend, and I know I can talk in English with you, so you know where to find me. E grazie mille. Quindi dicevamo, non mi è piaciuta questa cosa qua del secondo tempo, troppo bassi, la Juventus si è comportata bene, quadrati, e poi dicevo il fatto della sfortuna, perché nelle occasioni clamorose non sfruttate da noi, Ospina non è che ha dovuto fare grandi miracoli, quelli che ha fatto erano tutti in fuorigioco. Però loro recuperano Quadrado, e Quadrado è stata la chiave della partita. Praticamente ha tenuto bassissimo Insigne perché doveva tenerlo d'occhio, e ha messo i cross, ci ha tenuto in apprensione, dribbling eccetera eccetera. Non ha sofferto fatica, niente. L'unico che dopo Covid è rientrato subito, niente allenamenti, niente di niente. Quindi quella è stata una chiave. E poi non mi è piaciuto sinceramente nel primo tempo attaccare troppo da una parte. Attenzione il capitano, che c'hai da dirmi, capitano? Levitan Artemis Blow. Stasera abbiamo dimostrato senza fallo di essere fragili mentalmente. Capitano, che hai combinato? E infatti c'è il capitano che si prende le sue responsabilità, appare. E fragili mentalmente lo siamo, ragazzi. Fragili mentalmente purtroppo lo siamo. E il video che domani spero vi darà un sorriso, e spero non dico vi faccia sentire meglio, ma insomma noi dobbiamo. Attenzione, Alessio Marigliano, buonasera Bellini e forza Napoli sempre. Questo pure è un messaggio non banale, Alessio, perché in questi momenti che il tifoso del Napoli deve essere vicino alla squadra, perché lo sappiamo, se questi poi vanno in depressione siamo capaci di tutto. E quindi niente, la canzoncina spero vi regalerà un sorriso. Pare che GioTV vi ha chiesto di arrivare a 200 like. Vai, che siamo 263, dovremmo già stare a 300. Dovremmo già stare a 300 perché arriveranno i dislike. Lo so che arriveranno i dislike, perché giustamente questo è. Quando uno youtuber perde una finale di Coppa e va live, è ovvio, ma noi siamo qui anche per questo. È arrivato il momento di far parlare voi e comincio a prendere dei messaggini. La musichetta in sottofondo non dà fastidio, no? Fatemi sapere. Allora, se c'è una donazione con Llorentone mio ti piazzo $1.000.000. Facciamo subito, fermiamo subito la live, ti organizzo la GIF con Llorente e mi faccio $1.000.000 e risolviamo un po' di problemi, amico mio fusarrista. Allora, secondo te, Vale, hanno giocato da Napoli stasera perché dobbiamo essere vicino a questi giocatori? Lionel, devi essere vicino alla maglia, non devi essere vicino ai giocatori. Io capisco prendersela con i giocatori, tu devi essere vicino ai giocatori perché ci tieni per il Napoli, perché vuoi il bene del Napoli. Se te la prendi con i giocatori, il che ci sta, le critiche non sono... Le critiche costruttive vanno bene, solo che tu sai, e non mi rivolgo a te, che in generale il tifoso spicciolo, quello che va sui social, non è che si dice aspetta, mo adesso gliela faccio costruttiva. Il tifoso social dice te ne hai, non sei buono, fai schifo, sei tu la rovina del Napoli, vergogna, tutte queste cose qua. E quindi ovviamente sapete, tra l'altro fa il buon Fabian, che noi insomma non... Attenzione, Falco Buonavista, capaci di tutto perché siamo fragili mentalmente. Non c'è dubbio, amica mia, è proprio così. Comunque, sono davvero fiero di tutti. Stasera Di Lorenzo, Koulibaly, Marione Rui, Insigne, tutti bravi ma fragili. Era una partita molto tattica, stiamo vicino alla maglia e alla squadra. Forza Napoli. Roberto Carusi, l'unico rigore della stagione che non ho voluto guardare, pure perché sul 3 ne so, non ho capito. Gaba, a me lo dicevo, tirava forte e centrale e niente, Roberto e l'ala doveva tirare. E poi tu fai il saltino, e se fai il saltino hai spiazzato, e lì non la devi angolare troppo. Quello è il motivo del saltino, che tu fai muovere il portiere e poi la metti sicura. Invece lui aveva evidentemente già deciso, nervoso, l'ha sentito troppo, il pallone scottava e l'ha strozzata, l'ha tirata fuori.
fa male quando la tiri fuori perché non è la parata del portiere ma è un errore tuo, e quindi capisco che domani ci sarà la rivoluzione sui social contro Insigne, che però io me la prendo più non tanto per il rigore ma perché comunque nel secondo tempo anche lui mi è venuto un po' meno nella prestazione. Io parlo della prestazione sempre. Buonasera Matti. La Roma pure ha fatto una brutta figura ieri e spiace per tutte queste squadre che stanno soffrendo. Solo 3 ne sono. Ok. Insigne non mi rappresenta, pagliaccio. Spero abbiate capito che Gattuso non è cosa, ma che cazzo di partita ha preparato, me lo dice per piacere. Gigli, proprio hai tranciato l'impossibile, cioè proprio hai preso la tranciatrice, tutto, vai, piglio tutto a volo, fa Gattuso, Insigne, partite, tutto va bene. Vabbè. L'errore di Gattuso è stato quello di rendersi conto troppo tardi che Baca era una zavorra in mezzo al campo, camminava in mezzo al campo, ci voleva velocità e lui ha rallentato tutto. Luca, vuoi vedere che era meglio Fabian Ruiz? Non lo so, certamente non sarebbe stato più svelto di Fabian, ma Bakayoko non ha giocato bene, è stato moscio, è stato più che lento, è stato proprio molliccio nel muoversi. Io spero che non cadano mentalmente nell'oblio. Se sarà così la chiave è Osimhen e speriamo, Carlo, che torni presto. Piece contro il Genna, amico mio, nella descrizione di questa live c'è il link e praticamente esce anche qui. C'è proprio il link e ti ringrazio per avermelo chiesto, c'è proprio il link per il supporto diretto nella descrizione. Valerio Insigne, il terzo rigore che sbaglia non deve tirarli più. Ragazzi, sì, è il terzo rigore che sbaglia contro la Juve, non deve tirarli più, ho capito, però sono anche i gol che ha fatto contro la Juve, non è che poi sempre, no? È sempre così. Era stato finora un rigorista perfetto, è il primo rigorista, così funziona nel calcio. Se sei il primo rigorista hai abitudine a tirare i rigori. Capisco che se ti scotta troppo devi essere tu, Lorenzo, a dire non me la sento, proprio in maniera proprio onesta, e dici a Mertens la caviglia ti fa male, puoi tirarlo tu. Mertens non è un grande rigorista neanche lui, li ha sbagliati parecchi, però magari stava più libero mentalmente. E mentalmente, ritorniamo alla questione della mentalità. 100 video senza iscritti, troppo facile parlare dopo. Amerò il capitano fino alla morte, forza Napoli sempre. Tirava Mertens, sempre dalla parte di Insigne. Buonasera. Allora, è scattato tutto. Comunque su Insigne fino ad ora 0 critiche, c'è riconoscenza e compassione. Bene, Enrico, speriamo che magari anche la piazza stia crescendo sotto questo punto di vista. Non è detto. Fabio, sono un tuo nuovo iscritto, posso farti una domanda? Fabio, benvenuto e ben trovato. Fammi tutte le domande che vuoi. Poi vinceremo e saranno sul... lo so Giacomo, ma lo sai che è così. Vale Petagna è un buon giocatore, ma stasera si sono visti sui limiti, anche se stasera tutta la squadra ha giocato male. E ringrazio, mamma mia, ringrazio AFC TV. Scusate, mi Carbo Napoli a volo. Scusate, ma Elmas è veramente utile al Napoli? Allora prendo entrambe le cose. Petagna ha giocato male, ha fatto un pochino a sportellate, ma negli appoggi è stato impreciso, a volte è venuto anche ad aiutare, ma è stato impreciso negli appoggi, col destro ha fatto dei passaggi orizzontali sbagliatissimi. Ed Elmas è stata la mia più grande delusione di quest'anno, ragazzi, è al momento la mia più grande delusione. Il burro non dà niente in fase di blocco, insomma, di interdizione, e con la palla poi mi sembra che ci abbia poche idee in questo momento. Elmas è una grandissima delusione per me, perché è giovanissimo, è chiaro, deve crescere, però mi aspetto la freschezza del giovane, magari anche smaliziato, e invece no. Quindi Elmas veramente oggi è stata una di quelle delusioni inspiegabili. Manca il veleno, ragazzi, loro sono abituati a giocare male e vincere. Loro, certo, loro sì. È un napoletano, sente la parità con la Juve come più di una partita, come la sentiamo noi. Lo sente come noi, Mario, non c'è dubbio. Io voglio il vecchio centrocampo, dove siete? Sì, proprio voi, Marek, Jorginho e Allan. Quel centrocampo là, Andy, era perfetto, semplicemente perfetto.
solo che tutti hanno la loro. Hamsik alla sua età, Jorginho al Chelsea, anche lui qualche anno in più, e Allan aveva finito di combattere per questi colori, quindi purtroppo ne dobbiamo trovare 3 nuovi, così non sarà facile, ma quel centrocampo era perfetto. Valerio, la delusione è enorme, ma Piotr con quella tecnica che ama, mannaggia tutto, cosa possibile che non sa battere i rigori coi piedi? È il più qualitativo della nostra rosa. Può essere che li sappia battere, solo che tu hai il rigorista che finora non aveva mai sbagliato e quindi ti affidi a lui, però in questa partita è venuto meno mentalmente, ragazzi, perché stavolta non è stato il tiro che tu non sai tirare, l'hai ciccata, eccetera eccetera, hai l'occasione dal dischetto, è tutta testa, peccato tutto petto. La mia domanda è: se Zielinski non ha giocato bene stasera, sarà stato il campo o una pressione mentale? Perché non è passato al 4-3 nel secondo tempo invece di inserire Elmas che sembra Rogue o tipo nuovo? Ad un certo punto siamo passati 4-3-3, però era proprio messa male in campo, Fabio, era messa male in campo, cioè al di là della presenza di Zielinski non mi è piaciuto la disposizione dei giocatori in campo in fase difensiva, anche perché gli abbiamo lasciato il pallino, quindi lasciandogli il pallino tu vedi la fase difensiva, e se era un 4-4-2, no, del 4-2-3-1, non vedevo Zielinski a fianco a Petagna, vedevo ogni tanto Zielinski, ogni tanto Demme, ogni tanto Lozano, ogni tanto Insigne, tutto sbagliato, tutto casuale, e questo non mi va bene. Questo non mi va bene oggi. Non so se i giocatori non hanno fatto quello che gli ha chiesto Gattuso o se Gattuso gli ha dato disposizioni diverse. Questo sarebbe grave. Abbiamo bisogno di più sfacciataggine, siamo troppo timidi in queste partite importanti, Pasquale. Secondo me ci siamo un po' cagati sotto nel secondo tempo, devo dire la verità. Primo tempo equilibrati, abbiamo avuto anche l'occasione clamorosa. Secondo tempo siamo entrati maluccio in campo, ci siamo abbassati molto, gli abbiamo lasciato completamente fare quello che volevano dalla difesa e piano piano hanno preso campo. È entrato pure Bernardeschi con un piglio giusto e hanno meritato loro, bisogna dirlo, non sempre è colpa nostra, a volte è anche merito dell'avversario. Sicuramente oggi c'è da dire questo. Ne aveva sbagliato già un altro sempre contro la Juve. Caro Glauco, bentornato sul canale, perché ogni tanto sparisci, specialmente quando Insigne fa bene, lasciamelo dire, ma ne aveva sbagliati 3, come ci ricorda AFCTV. Insigne Juve, 3 rigori su 3 sbagliati. Un caso, è difficile che sia un caso, probabilmente lui, sentendo la partita oltremodo, perché è tifoso del Napoli, perché è capitano del Napoli, perché la partita con la Juve non è una partita come le altre, evidentemente la sente troppo e quindi forse ci sta che lui stesso dica: ragazzi, con la Juve la tira qualcun altro. Per me va benissimo, non credo che la debba tirare per forza lui, oppure tira una botta centrale, magari, capite, è meno fragile mentalmente, under up. Vale, basta girarci su. Gattuso via da Napoli, la peggiore finale disputata a Pechino nel 2012, ci si parlano, ma quella squadra aveva i coglioni e perse solo i supplementari in 9 uomini. Va bene, Gattuso out, va benissimo. We are also unlucky tonight. Giuseppe, you're right. I mean, Lozano had a great occasion, but like an amazing opportunity to score in the first half and in the second half. And then when you fail the opportunity of the penalty, it's you're unlucky, but you're also not ready mentally like that. Sera Vale, lo dico in napoletano, tenere il orecchio sfornato. Chi capisce capisce, forza Napoli sempre. Allora, uffa, Game of Life, lo so, non siamo arrivati mai sulle seconde palle, verissimo Marco, verissimo. Secondo tempo gli abbiamo lasciato troppo campo e non riuscivamo a ripartire. Loro sono stati bravi, cioè io faccio i complimenti alla Juve per come sono stati bravi a schermare le linee di passaggio. Devo dire che Pirlo l'ha studiata, Pirlo stavolta l'ha studiata bene. Noi potevamo inventarci qualcos'altro, potevamo fare qualche lancio lungo. Koulibaly ogni tanto ci ha provato, però non è stato precisissimo. Poi ha fatto un'ottima partita in fase difensiva, però
Complimenti anche agli avversari. Come si fa a criticare questi ragazzi? Il pallone non è voluto entrare, dare la colpa a Insigne è incoerente, visto che lo stesso Dios diceva i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Salvi, lo sai com'è la piazza, lo sai. Diciamo che rispetto ad altre partite abbiamo avuto 3 occasioni clamorosissime, 2 in cui Szczesny ha fatto 2 grandi parate e il rigore. Non abbiamo fatto cose che ci hanno fatto vedere altre volte. Bravi anche loro, brava anche la Juventus. Noi potevamo fare qualcosina in più. Un po' sfortunati anche su quelle 2 occasioni clamorose, e loro la sbloccano su un calcio d'angolo che viene dopo la svirgolata di Manolas. Non voglio proprio parlare arbitraggio, perché oggi non c'è niente di cui parlare dell'arbitro, è tutta colpa nostra e merito loro. Però viene da quella svirgolata, c'era quel contrasto quadrato Mario Rui non chiamato, svirgolata di Manolas, e poi tu hai avuto l'occasione di riconcentrarti sul calcio d'angolo. Quando succede sul calcio d'angolo quello che si manda in un braccio mollo e non è riuscito a fare, Bakayoko praticamente gliela dà a Ronaldo da solo. La differenza, io non voglio darmi ragione da solo, ma il video che ho fatto ieri, che di cosa parlava? Ronaldo contro Petagna. Chi erano le 2 punte delle 2 squadre? Ronaldo contro Petagna, e la differenza si è vista lì. Petagna ogni tanto può toglierci le castagne dal fuoco e fare qualche assist e qualche cosa, ma Ronaldo è Ronaldo, e si è visto. Ma finitela di incolpare sempre l'allenatore per ogni cosa, anche i giocatori hanno le loro colpe, e stasera forse le sostituzioni un po' errate. Guarda, capisco la sostituzione Bakayoko-Elmas, si poteva fare magari anche prima, però dopo ci sono state le sostituzioni della disperazione. Siamo finiti 3-4-3 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, con Politano, Zielinski, Elmas, Insigne, con in avanti Lozano, Llorente, Mertens. Una formazione ovviamente super offensiva per cercare di fare gol. Ci eravamo anche andati vicini. Attenzione a Roberto M. Insigne già perdonato, i rigori sono una lotteria anche durante i 90 minuti. Promuovo con debito il mio Napoli, ma la Mertentus è stata una partita abbastanza equilibrata. Con la equilibrata, hanno sbloccato la partita a culo, sempre i soliti, penso io, episodi. E ringrazio anche Gabriele Vigilante. Volete lasciare Insigne? Questo, anche quello è supporto, per il capitano. Ciao Valerio Forza Napoli, grazie Gabriele, grazie ragazzi per il vostro supporto effettivo, perché comunque sto un poco giù. Avrei voluto fare cose di pazzi, con fuochi d'artificio, tagliarmi i capelli in diretta, non è stato cosa. E la cosa grave, sapete qual è? Che li abbiamo fatti riprendere mentalmente proprio a loro, e sono ripresi mentalmente, perché queste vincono le partite che contano e si riprenderanno pure in campionato. Da qui dobbiamo ricominciare per puntare allo scudetto, e magari, capite, li abbiamo sbloccati proprio noi. Che fine ha fatto Osimhen? Achille, purtroppo Osimhen è ancora negativo. Quadrado è ancora positivo. Quadrado è il risultato negativo proprio oggi, ieri, stamattina, e quindi subito in campo. Io poi le regole di queste qua non le so, ma se qualcuno voleva parlare della cosa delle stranezze del Covid, le devono parlare anche in questo caso. Lasciamo perdere, perché veramente non so come funziona, non ho capito più niente. Manuel N. Prima ho fatto donazione, non mi ha apparso il messaggio. Attenzione Manuel, mi dispiace, torno indietro, non te l'ho vista. Grazie. Nel caso in cui succeda di nuovo, fai un fischio ai moderatori che me lo ricordano. Grazie comunque, amico mio, grazie a prescindere, e ti ringraziano anche i mod. Ciao Valerio, ho già avuto una reazione diversa da quella che mi sarei aspettato, sono sincero, sono un pelino deluso, ma niente di più. Forse me l'aspettavo un po', sto pensando già al Verona forse. Ma sai, Muce, che pure io, non sono troppo amareggiato, nel senso che ci sta perdere una partita quando sei stato inferiore, capito? Non me la sento, capito? Sarei stato più incazzato magari con un rigore inesistente, con una cosa del genere, cose classiche nostre che abbiamo da recriminare. Questa volta c'ho poco da dire, abbiamo sbagliato
il secondo tempo, primo tempo equilibrato, il secondo tempo per me l'abbiamo sbagliato, dovevamo fare di più, molto di più, e sinceramente niente. È partita secca, la vinci o non la vinci, ti porti un trofeo a casa o non te lo porti. Ci siamo portati grazie ai rigori il trofeo a casa con la Coppa Italia, il nostro l'abbiamo fatto l'anno scorso che serviva per andare in Europa, questo era un surplus che sarebbe stato simpatico anche per dire a Pirlo state accorto che se non vinci i trofei te ne vai, perché poi la Juve, e invece non è andata. Però sinceramente non sono stato nemmeno surclassato dalla Juventus che tu dici mamma mia ci hanno distrutto, ci hanno dominato. Hanno fatto un po' di passaggi avanti indietro e l'hanno sbloccato con quell'episodio, poi il contropiede senza porcere, insomma questi cospini in avanti là non conta. Siamo in 400, vuol dire che dobbiamo avere 400 like in questo momento. Quanti ne sono i like? Fatemi sapere, perché altrimenti vuol dire che voi state là, bellini, che vi guardate. Un povero disperato, che sono io, bello disperato con gli occhiali che sono, capito, possono diventare rossi, possono diventare, vedi, un pochino rosa, possono diventare così un pochino con lo sfondo di YouTube di New York. Da New York, Valerio Fluido è tutto, me ne vado. Me ne vado all'improvviso se non mettete un like che siamo 400. Dai ragazzi, fatelo per me. Complimenti a Pirlo che nonostante il catenaccio del Napoli sono riusciti a fare sempre verticalizzazioni pericolose. Dal canto nostro non si può giocare una finale così. Most Brain, anche io sono convinto che si poteva fare di più. Sono convinto che si doveva fare di più, dare quella sensazione che la volevi vincere, che la volevi dominare. Gattuso l'ha pensata invece a non prenderle, perché era evidente l'atteggiamento di non prenderle e ripartire, però non siamo stati in grado di ripartire e le abbiamo un po' prese, nel senso che qualche occasione loro l'hanno avuta, non ricordo parate clamorose di Ospina ancora. Però abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco e se non riparti, non riparti. Polli, buonasera a tutti. Forza Napoli sempre. Rax, non è stata una partita da strapparsi i capelli per la rabbia perché qualcosa lo abbiamo fatto, ma non abbastanza, colpa anche dell'emozione che ha travolto il nostro capitano, un po' fragile mentalmente. Mi sembra un'analisi corretta ed equilibrata, Rax, corretta ed equilibrata. Quadrato 14 giorni fermo, correva con Manu Paz, ma per il non lo so, Azzurro, è un mistero assoluto. Tutti i giocatori che tornano dal Covid hanno bisogno di un pochino di ritrovare la forma. No, era perfetto, è stato il migliore in campo per loro, è stato il migliore in campo senza dubbio. Se vedevi mio figlio piangere quando ha visto il capitano in lacrime, mi sento troppo male. Forza Lorenzo, sei il migliore per noi. Pino, mi dispiace tantissimo per il tuo bambino. Noi ne abbiamo viste tante, quindi magari certe immagini non ci fanno nulla, ma per i più piccoli deve essere difficile, deve essere ancora più difficile. Valerio, so che Osimhen è risultato negativo al primo tampone, adesso deve fare il secondo. Ok Marco, vediamo un pochino se riusciamo a ribeccarlo. 235 sono pochine, sono pochine. 120.000 lire bastano? Che citazione è? Di Totò subito, se siete pronti. Ma sono pochine. 120.000 lire le bastano? 120.000 lire? Ma non mi aspettavo tanto. In Italia c'è peluria di ragionieri, c'è peluria. Forza, che ve l'ho detta quasi tutta. Citazione di Totò solo per i più esperti. Il Napoli non doveva avere paura, non doveva chiudersi indietro. Gattuso se ne può anche andare a casa. Sono più incazzato di Gattuso che ad Insigne. Anche tu, Gattuso out. Va bene. Io io vi leggo e vi lascio esprimere le vostre opinioni. Dire Gattuso out con una squadra terza in classifica è da folli proprio totali, ma ognuno è entitled to their own opinions. Per me la chiave tattica è stata la mancanza di profondità. Potevano pressarci alzandosi, tenendo d'occhio il solo Lozano. Osimhen serve e come a questa squadra, ma è compito di Gattuso trovare correttivi. Esatto, Francesco, è verissimo. Siamo saliti molto bene. Juventus mentalità vincente, non lo so se è la mentalità vincente, Dame, ma hanno fatto una partita normale e l'hanno sbloccata con un episodio. Io faccio i complimenti perché hanno giocato un pochino meglio di noi nel secondo tempo, ma nemmeno io sarei proprio
da tifoso juventino sarei contentissimo, perché non è che hai visto sta Juventus sfavillante, ma c'è peluria di mezzi, c'è peluria. No, non è miseria e nobiltà. Non è miseria e nobiltà. Ernesto Massa, buonasera. Troppa tensione, Insigne, Croce e Delizia, è proprio vero. Lud Barton, Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ottima Angela, bravissima, premio speciale ad Angela Torre, brava. So che l'anno scorso ci è andata bene in Coppa Italia, però mi chiedo se non sarebbe il caso di cominciare a fare la partita anche contro squadre forti. Tanto o perdi 5-0 o 1-0 non cambia molto. Luigi, l'abbiamo fatta contro l'Inter, se ci pensi. Contro l'Inter abbiamo fatto la partita ed è una squadra forte. Contro la Roma abbiamo fatto la partita ed è una squadra forte. Con l'Atalanta abbiamo sfruttato un pochino di più le ripartenze. È la prima volta che affrontiamo la Juventus, è secondo me troppo caricata. Non so, vi ripeto, questa vorrei poi sentire Gattuso al riguardo. Gli farei delle domande ben specifiche. Se era una scelta sua essere un pochino più guardingo e aspettare, oppure se i giocatori un po' fragili mentalmente sentivano troppo la partita e tu anche inconsciamente ti abbassi perché hai paura di scoprirti e prendere l'imbucata, perché comunque ti può scappare un Ronaldo, ti può scappare un Kulusevski, un Chiesa, McKennie che comunque è velocissimo, se ti scappa Quadrato che ti fa la sovrapposizione, insomma, quindi probabilmente anche psicologicamente, inconsciamente tu resti più basso per non prendere l'imbarcata. Non lo so, speriamo che qualcuno glielo chieda. Starel, Marovale, ora i tifosi del Napoli lo faranno una merda, Insigne, su quel rigore ho pianto, ma poi che c'entra Gattuso un cazzo, vabbè, lo so, ognuno poi sfoga su qualcuno sfogherà su Insigne, qualcuno su Gattuso, qualcuno se la prenderà con Bakayoko e qualcuno con la società, perché ovviamente ogni volta che si perde una partita la società è anche loro colpevole, perché ci manca il terzino, perché ci manca una punta, ci manca un centrocampista, è tutto vero. Lo Turzo è la terza, la tazza, lo Turzo Vale, posso capire anche il Gattuso non out, ma fino a quando dobbiamo sopportare queste prestazioni e questo non gioco, questa difesa a spada tratta non lo capisco. Non è una difesa a spada tratta, Andy, io guardo il calcio e leggo i dati. Abbiamo fatto la live sull'altra piattaforma dove abbiamo spiegato gli XG e gli XP. Gattuso mette in condizione la squadra di creare più di tutte le squadre europee in tutti i 5 campionati e di subire di meno di tantissime altre squadre, quindi il lavoro di Gattuso è pregnante, sta funzionando. Poi ogni tanto noi veniamo meno in attacco, non segniamo e ci fanno gol, non è colpa di Gattuso. Ogni tanto veniamo meno che sbagliamo un rigore decisivo, lì non è colpa di Gattuso. Ti sto dando le colpe di Gattuso di oggi, ma una partita che lui sbaglia tatticamente, no? Puoi mai dire ha sbagliato una partita tecnicamente, tatticamente, fuori, via, cacciarlo, ricominciare da capo, chiamiamo Lippi. Non si fa così il calcio, che subito devi togliere l'allenatore di mezzo, non si fa così, non è così che funziona. A Roma che ha fatto? Esonerà Fonseca subito, perché non sa contare, perché ha fatto 6 cambi. Gli errori ci stanno, le partite si sbagliano, le partite le sbagliano i giocatori, le sbagliano gli allenatori, le sbagliano gli arbitri. Le sbagliano tutte queste 3 componenti nel calcio. Se tu non hai un progetto però che porti avanti e cambi ad ogni volta che ne sbagli un paio, fai la fine di Zamparini, del Genoa, di Ballardini, del Palermo, e non si fa così. Vedi? Daniel Nolano mi segue sull'altra piattaforma perché sa che noi sull'altra piattaforma facciamo approfondimenti, siamo di meno e posso rispondere a più domande, perché mi dispiace ragazzi se non riesco a leggere tutti, ma faccio del mio meglio, credetemi. Ciao amici Bellini e Servale, partita sbagliata, Baca distratto da Bonucci e Petagna. Ah, ok, dici nel calcio d'angolo, sì. Mi dispiace per questa sconfitta in velocità, ce li saremmo mangiati, ma partita lenta purtroppo. Ecco, per esempio, la velocità di Lozano comunque funzionava.
ma non è stato servito abbastanza, non ho visto dei lanci esagerati. Vedi come sanno dove seguirmi anche dall'altra parte, sempre a nome Valerio Fluido, ma su quell'altra piattaforma un po' violacea che non mi fate parlare. Grazie ragazzi, anche di là ci divertiamo. Dovevamo essere più veloci, le ripartenze. Se vuoi giocare in ripartenza, io questo lo dico a Gattuso. Buonasera Paris Walker, assolutamente, benvenuto. Io lo dico a Gattuso, cioè non pensate che io Gattuso faccio la difesa, per questo mi incazzo con te Andy, perché mi metti parole in bocca che io non dico. Difesa a spada tratta, no, non ti sto dicendo Gattuso l'ha preparata benissimo, no, ti sto dicendo tutte le cose che Gattuso ha sbagliato, una dietro all'altra oggi. Ma Gattuso out non ha senso, dovete togliervelo dalla bocca perché non ha senso. Hai fatto un mercato per Gattuso, c'è un progetto in avanti, sei terzo in classifica, stai andando. Buonasera Lori Gamer, stai andando avanti in Europa League, ci sta ancora la Coppa Italia, non si può cacciare un allenatore, non fate i tifosi che non ne capiscono. Buonasera RGSHWBB, perché questi sono i tifosi di quelli che non capiscono di calcio. Tu Andy ne capisci di calcio, è per questo che mi incazzo con te. Buonasera Perrone, gli amici bellini stanno qua perché ne capiscono, perché mi danno commenti e spunti tattici, perché vogliono seguire gli approfondimenti. Buonasera Mastodon Official, buonasera, state venendo in massa, mi fa molto piacere. E se volete supportare un altro stanno uscendo a catena Lele Gamer, se volete supportarmi anche sull'altra piattaforma, se avete Amazon Prime per voi è gratis e mi regalate un caffè, poi ve lo spiegherò nell'altra piattaforma che andiamo live domani. Non mi fate parlare, lo saprete se siete iscritti al canale Telegram qua sotto. Andiamo avanti. Vale, ma sbaglio, non mi sembri molto affranto per la sconfitta, per me stasera sarà notte bianca. Massimo, sono affranto, sì, certo che sono affranto. Immagina se io non volevo spaccare tutto e fare la canzone Napoli fragili mentalmente domani con una vittoria, sarebbe stato un boom di ascolti a prescindere. Io lo so che la canzone non andrà bene perché mo siamo depressi e quindi nessuno se vuole sentire la canzone. Io sono rovinato stasera, credetemi, io avevo l'opportunità di diventare virale con questa cosa qua e so benissimo che invece dovremo buonasera Raxes, dovremo fare un ulteriore sforzo collettivo e so che voi mi aiuterete a farla girare. Purtroppo sono disperato, però voglio farvi l'approfondimento perché buonasera Riccardo Sarce, non voglio che si sparga in giro perché ci penseranno le altre trasmissioni di cui sopra, chiacchierliche, a buttare, capito, il fango e buttare in depressione squadra, allenatore, società e ambiente. Io devo fare un attimo di pompieraggio, così come lo faccio sul 6-0, che non vi dico il Napoli è da scudetto, perché lo so, perché li vedo, perché li conosco a memoria questi giocatori uno per uno e so i loro limiti, so i limiti dell'allenatore che è un allenatore giovane e quindi di scudetto non ho mai parlato. E quando ho detto questa Juve non mi convince, non era pretattica, era perché 2 partite consecutive non le sbagliano e perché conosco i miei polli, che sono dei polli. Lasciate un like per i polli, subito un like per i polli. Rita, i polli. Vale, non trovi i cambi un po' isterici? Fuori Dem e Baca, chi spezza il gioco avversario in capo a Gattuso? Elmas, Mertens, Lozano, Insigne, ma sono d'accordo Chris, ovviamente quella è un cambio disperato, perché tu speri che magari uno di questi qua, no, lasciando un centrocampo Zielinski e Elmas, speri che uno si inventa una cosa, magari da fuori aria, una seconda palla su un calcio d'angolo, e te la risolvono, quando poi per me Demme ha dimostrato anche che ogni tanto un gol lo fa, quindi siamo fragili senza Demme, è ovvio, è ovvissimo e quindi non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Comunque Ospina che si lancia e tripla in mezza squadra, la cosa più bella di questa stagione, è vero Ray? È stata una roba incredibile. Allora, vedrai che andrà bene, spero tanto Angela, io so che tu sarai la prima ad ascoltarla e a farla vedere ai tuoi amici. Io ti voglio bene, ma su Gattuso non sono d'accordo, non c'è nessun progetto. Per oggi loro sono stati superiori e noi non abbiamo creato gioco, ma non è la prima volta che la deve risolvere Lozano Insigne. Massimiliano Zuccaro, io ti ringrazio sempre dell'affetto, perché c'è vero affetto e supporto da parte tua. Il progetto c'è,
il progetto c'è. Per oggi loro sono stati superiori? Sì, hai ragione. Purtroppo esistono anche, e questo è uno di quei rari casi in cui c'è poco da dire, c'è poco da recriminare. La squadra avversaria ti è stata superiore, la tua idea che hai avuto di aspettarli e ripartire non ha funzionato, perché quella anche è un'idea, ragazzi, è l'idea che ci ha fatto vincere la Coppa Italia l'anno scorso, non ci dimentichiamo. Questo non lo dico perché è un pochino borderline, ma comunque benvenuto. Falco Benavis, signora i polli! Ok, hai ragione. Se Rita non mi dice di bere, io poi mi affanno e mi viene le cose così. 3-2-5. No, dopo i cambi, Giuseppe, eravamo 3-4-3. Eravamo 3-4-3 a tutti gli effetti. Ovviamente però con Insigne e Politano che vanno, quindi ovviamente sì, sangue azzurro. Per i cambi stracciato il patentino di allenatore. Tu stai seguendo le parole di Chiariello, io ti invito a seguire Chiariello, e perché da me queste parole trancianti con un allenatore terzo in classifica non le sentirai mai. Io non voglio, io vedi do spazio a tutti, non è che do spazio solamente a quelli che danno ragione a me. Stracciato il patentino di allenatore sono le parole di Chiariello. Io non me la piglio con te, perché tu evidentemente sei sensibile a un certo tipo di giornalismo e quindi hai preso questa cosa forte e adesso la ripeti sui social, eccetera, eccetera. Come te, tanta altra gente che magari non se la vede la partita, che magari non fa un'analisi approfondita. Seduta a Kill Gate bisogna stracciare il patentino perché non è buono, Gattuso out. E ripetono a pappardella. Dopodiché cosa succede? Che Gattuso va in conferenza e dice: a Napoli l'ambiente è un poco così, è un po' schizofrenico, non lo so se mi trovo bene, eccetera, eccetera. Poi ricominciamo da capo. Dopo Ancelotti arriva Gattuso, dopo Gattuso arriverà De Zerbi, facciamo la stessa cosa. De Zerbi, Fazzoletti, ci facciamo, non si può giocare a Napoli così, te lo potevi permettere solo con il Sassuolo. E parliamo sempre degli allenatori a prescindere e non andiamo poi nell'analisi approfondita che di partita in partita è diversa, ogni partita è diversa. Voi volete dare la colpa a Gattuso della sconfitta con lo Spezia? Vi sbagliate. Se volete dare la colpa a Gattuso, date la colpa a Gattuso della vittoria con l'Udinese, perché lì si può parlare male di Gattuso, ma non delle sconfitte con lo Spezia. Di quella di oggi, bravo Pirlo, male Gattuso. Si riesce a fare un ragionamento così? Oppure state a ricevere per forza da Gattuso out? Non lo so. Il Real è uscito con una squadra di Serie C in Coppa del Re. Evelyn. Il Real, come il Bayern, che praticamente è uscito con una squadra di Serie B tedesca, questo semplicemente per ricordare che tutte le... vedi come sei furbo, va bene, è tutto come si dice, è tutto movimento di algoritmo, va benissimo. La Dea però ha pareggiato, questo è anche ottimo. Noi ci aspettavamo che l'Atalanta ci saltava per quello, perché il loro recupero di partita era con l'Udinese e noi il nostro recupero di partita è con la Juventus, dove magari recuperiamo ancora una partita. AFC TV, pensa Gattuso out, meritate la serie G, il punto G, la serie Gattusa. Io faccio di tutto, amico mio, non lo so. Io cerco di... Ci vuole continuità? Sì. In una stagione dove solo il Milan sta dimostrando continuità, sì, ci vuole continuità per approfittare dei problemi che tutte le squadre stanno avendo. Noi ne parliamo di Gattuso out per tutta la settimana. A Torino hanno detto che Pirlo non è un allenatore, che se sbagliava questa partita si faceva la cartella. Sono stati superiori tecnicamente. Buonasera Ausimico. Però per demerito nostro manca il giro palla, se non puoi farlo palla in profondità. Esatto Flavio, su questo sono d'accordissimo. Datemi, capito, il motivo tattico, il motivo, quello che non si è fatto, quello che si poteva fare meglio. È lì che io poi capito, do fuoco alle fiamme. Valerio lo spottino, così salgono i like. Sai che non ce l'ho pronto, amico mio, non lo posso fare solo così, posso fare fuochi d'artificio ed esce Bobotto improvvisamente. Non ce l'ho, non so dove sta, aspetta, forse lo posso preparare, ma fammi vedere dove sei, perché io ti avevo visto.
Io ti avevo visto da qualche parte, ma non ti vedo, amore mio, amore, non ti vedo, devo recuperarlo. Oggi niente spot, ragazzi, andiamo lisci. Non fa niente. Fabrizio Zambrotta, comunque a sta squadra manca il giocatore con le palle. La Juve e l'Inter hanno tanti vecchi di esperienza, il Milan oltre i giovani a Ibra, Kier, ora Mandzukic, le altre no, infatti steccano spesso, mentre Luigi, comunque io non sono dispiaciuto se non per Lorenzo, la partita è stata molto bilanciata per chi non si ferma al risultato. Grande Luigi, ed esattamente così. E a Fabrizio rispondo, fanno la differenza sti giocatori, hai ragione Fabri, fanno la differenza. E quando il Milan prende Mandzukic e prende Meite, vuol dire che loro ci vogliono provare fino in fondo, in una stagione così difficile. A differenza, ed ecco che faccio una staffilata alla società, a differenza di quando noi eravamo primi in classifica e dicevamo ma veda, siamo primi in classifica, non dobbiamo cambiare niente perché si rompe l'equilibrio. No, sei primo in classifica, aggiusta, fai quella cosa in più, no grazie Reggini, fai quella cosa in più e magari vedi che puoi lottare fino alla fine, poi la devi far risolvere agli arbitri se ce lo vogliono far perdere, ma tu dimostrami che ci hai provato, dimostrami prima che ci hai provato e poi dopo io parlo degli arbitri. Se invece tu non ci provi e io devo parlare degli arbitri, resto col dubbio che i giochi sono già fatti a settembre e che tu dici ma veda che compra a fare i giocatori, che questo scudetto è già stato assegnato. Il dubbio tu me lo fai rimanere, che tu già lo sai e quindi non vuoi fare la spesa inutile, e quindi anche alla società una staffilatetta ogni tanto si dà, ma si dà senza problemi. Antonio Loffredo, che ne pensi di Gattuso e se deve rimanere, so cosa dovrà aggiungere a questo Napoli? Antonio, penso che Gattuso è un allenatore giovane, deve rimanere perché si è cominciato un progetto con lui che è partito dall'anno scorso, dove bisognava aggiustare le schifezze di ammutinamenti, di Panarielli, di formazioni fatte a caso. Gattuso ha un'idea di calcio ben precisa, ma deve crescere anche lui con piano B, piano C e piano D. Quando capita in un campionato come questo che ti manca la punta di diamante che tu ti sei comprato, su cui avevi basato il tuo gioco, ti è venuto a mancare Mertens, hai dovuto fare di necessità virtù con Petagna, a volte ti va bene, a volte no, perché le caratteristiche sono completamente diverse, devi essere in grado di creare un gioco apposta che si sviluppi meglio intorno a Petagna e avere la possibilità, quando la partita è storta, quando l'allenatore avversario te l'ha incartata bene, di fare qualcosa di diverso, e oggi io non l'ho visto, e quindi anche Gattuso deve crescere, questo deve aggiungere il piano B, il piano C. È difficile, l'attenuante è questa, è che in 3 giorni quanti piani vuoi creare? Vuoi fare bene le cose che sai fare sperando che le fanno bene? Non è facile. Vale, l'ultimo anno di Sarri fu capace di perdere tutta la sessione di calciomercato appresso a Politano. Bastava un rinforzo sulle fasce per far rifiatare Insigne, Mertens e Cagliacon. Roberto M. Viola Mandaro. Grande, Gattuso il Napoli prende il gol, lui mette post, impostazioni, modulo spregiudicato, ovvero tutti a cercare gol, ma voi sulla play non si è finito. Tina, che poi sarebbe Ivan, partita troppo preparata tatticamente, doveva essere a testa alta perché abbiamo tanta qualità, una Juve scarsa non si affronta con una difesa bassa, e ci può stare come riflessione. E a Mandaro sono d'accordo sul fatto che i cambi finali erano i cambi della disperazione, quello non è un piano B, quello è mettiamo un pochino di qualità e speriamo che qualcuno la risolve. Lo fanno tutti gli allenatori e io non lo sopporto sinceramente, quindi non va bene. Comunque tutti i tifosi sono così, un allenatore perde una partita subito out, e io da juventino ho passato Allegri out, Sarri out, adesso Pirlo out, una vergogna, godo e forza Juve. Vedi Omar, questo mi puoi dare tu conferma, come dicevo prima, cioè ovviamente ad ogni cosa subito si fa fuori l'allenatore perché si pensa di risolvere tutto, quando poi non è detto, magari confermavi Sarri e avevi una continuità, gli davi i giocatori che lui voleva e non dovevi ricominciare da capo con Pirlo. Adesso devi ricominciare e non lo so se è meglio o peggio.
Dipende. L'ingresso di Llorente ha tolto spazio a Mertens per trovare un ipotetico guizzo nel finale. Anche questa è una riflessione interessante. Ovviamente lì è disperata, nel senso, la capisco mettere Llorente là in mezzo, se magari metti un cross, se magari fa un contrasto, una seconda palla, stacca di testa e qualcuno arriva dietro a tirare, lo capisco, però capisco anche la tua riflessione, ci sta, anche se il guizzo era difficile da trovare, Flower, perché loro erano chiusi in difesa. Una volta trovati il gol, loro sono rimasti belli piazzati con Bonucci e Chiellini che non si sono mossi, e Pirlo ha capito che la difesa a 3 non la può fare, specialmente non avendo terzini all'altezza, e si sono messi a 4 belli organizzati, Quadrato da una parte, Danilo dall'altra che è ancora più difensivo, per contrastare Lozano. Lozano ogni tanto se ne è scappato, ha messo qualche cross, però sono stati più solidi di come l'abbiamo visti ultimamente. Gattuso out no, ma quando è che troviamo un'alternativa alla ripartenza dal basso quando ci mettono sotto pressione? Non capisco la ripartenza dal basso lenta, sta domanda non ce la faccio più a scriverla. Fabio, fortunatamente sono riuscito a beccartela e sono d'accordo con te, è quello che ti dicevo prima, un piano B. Se non ti stanno nemmeno perché tu la difesa, la partenza dal basso, se ti attaccano, fanno un pressing alto forsennato, tu con 2 passaggi, se li fai bene veloci, hai superato la prima linea di pressing, quindi si apre il campo e tu puoi andare in campo aperto. Ma se loro ti aspettano, perché la Juve comunque ti aspetta, non è che ti fa un pressing forsennato come fa l'Atalanta, vuol dire che è una soluzione che non funziona. Lì deve essere bravo Gattuso e deve dire: aspetta, sto fatto non sta funzionando, Ospina lancia, facciamo staccare di testa Petagna, vediamo, facciamo salire i centrocampisti e cerchiamo di prendere le seconde palle, perché partendo da dietro oggi non è cosa. Questo si deve dire, non si deve dire Gattuso out, si deve dire Gattuso potevi fare così. Niente. Pasquale, sostegno per il capitano. Salberani, le uova vanno fatte con la le uova vanno fatte con la ti piacciono le uova? Se me le dai me le mangio. Morale della favola: Gattu, vuoi che ti prenda un campione? Se me lo dai me lo prendo. E a colp è sempre De Laurentiis. Ottima, con anche con la citazione con mozzarella, uova vanno fatte con la mozzarella e non c'è nemmeno bisogno di dirla. Formazione con il Verona, Marco che già si proietta, ti adoro. Meret, Gulam, Koulibaly, Rachmani, Yusai, Bakayoko, Bobotta, Insigne, Zielinski, Politano, Mertens. Sì, credo di sì. Ed è anche ipotizzabile un Elmas al posto di Zielinski, secondo me, perché Zielinski le ha fatte tutte ultimamente. Allora, Losco, indubbiamente potevamo usare di più, una partita più sfrontata, ma se fosse entrato in rigore staremmo parlando di altro. Il risultato ci sta condizionando, oggi mancati Zielinski e Baca al centro, altrimenti Losco è chiaro. Potevamo parlare dei due miracoli di Szczęsny, magari parlavamo di essere arrivati ai supplementari, che avevamo fatto la reazione, l'ingresso di Mertens è stata l'intuizione di Gattuso, perché Mertens si prende il rigore. Purtroppo non ce ne va bene uno, perché Amaron non ne manca Amaron, ma è Dio che tifa per la Juve, non c'è altra storia. Oh, ma ragazzi, solo con noi fate il barca. A parte gli scherzi, mi dispiace male, grande Gabe, grande Viola canadese. E io poi mi chiedo a voi, no? Voi che ci avevate invece illuso che questa squadra, che la Juventus era battibile 3-0, eravate voi il barca contro di loro. Questo vi spiega tutto come sta andando questa stagione, no? La Fiorentina batte la Juventus 3-0, il Napoli batte la Fiorentina 6-0, la Juventus batte il Napoli 2-0. Tutte le partite sono diverse, non vi mettete in testa di fare calcoli, perché non si possono fare. Ragazzi, a quanto siamo con i like? Perché devo bere. La mozzarella, se con il latte la pigli, se no desisti. Non è che non abbiamo giocato bene perché mancava Fabian, questa pure è sottile, Marat, perché giustamente noi ci siamo esaltati. Fabian è la rovina del Napoli, basta che manca Fabian e si vincono tutte le partite, con Demme non perdiamo mai, abbiamo perso senza Fabian e con Demme, nonostante Demme,
2-0 senza appello. Quindi anche lì dobbiamo essere meno trancianti, perché altrimenti si fanno brutte figure. Valerio, meglio contro Pirlo che contro Sarri? Ok, capisco, cioè meglio perdere contro Pirlo che perdere contro Sarri. Sotto questo punto di vista non c'è dubbio, è stata una soddisfazione vincere con Sarri contro Sarri, senza dubbio. Io ho rivisto la mia reaction della vittoria della Coppa Italia ed era un giubilo, no? Arrivare comunque ai rigori e in faccia a Sarri è stata una soddisfazione doppia. Perdiamo anche a Verona, amico mio? Spero proprio di no. Sasso, carta, forbici. Bravo Tore. Non è proprio così che funziona il calcio. Bravissimo. Meno 7 like a 350. Benissimo, grazie ragazzi. Fate del vostro meglio. Fatelo per me. Fatelo per me. Fall Pais. Questa è sempre una santarella di Edoardo Scarpetta. Magari i giocatori sono così fragili mentalmente proprio a causa dell'immaturità della piazza che ti sbrana dopo 2 passaggi consecutivi sbagliati, così di certo i giocatori non ti rischiano niente. Ferrari, questo è uno spunto che ci viene confermato da una dichiarazione di Petagna, dove dopo la partita con lo Spezia lui dice: giochiamo bene, creiamo tanto e comunque ci criticano. Lo disse proprio chiaramente, quindi vuol dire che loro veramente la vedono così e sentono la critica della piazza, ovviamente. E Falco, buona vista, mi fa sapere, salutiamo il buon Mario che soffre con te. Saluto Mario e tutti i colleghi. Ragazzi, tenete duro, specialmente voi che fate una vitaccia e che noi vi dovremmo sempre ringraziare, e io ringrazio te nello specifico, ringrazio Rita, tramite Rita ringrazio te, ringrazio un pochino tutti, e arriva Insigne per dirmi che Roberto M: da questa sconfitta traiamo solo stimoli, testa al campionato per prenderci la qualificazione Champions. Benissimo Roberto, come la Juventus dalla sconfitta con l'Inter non si è sfaldata a dire attenzione adesso siamo così, si sono compattati, e io lo sapevo, io l'avevo detto, maledizione bobottica. La maledizione bobottica è questa, è che io l'avevo detto, non voglio farmi pubblicità da solo, ma l'avevo detto che questi si combattavano e 2 partite consecutive non le potevano mai perdere, e non le hanno perse. Allora noi dobbiamo prendere esempio, noi, da questa sconfitta, compattarci e farlo, perché l'abbiamo fatto spesso. Arriva la sconfitta e ti riprendi, fai una bella reazione, dici il Napoli è tornato, non diamolo per sconfitto, e di nuovo i Gattuso out che spariscono e magari Insigne fa una bella prestazione, eccetera eccetera. Sei un grande Valerio, grazie Salvatore P. Ti è piaciuto Zielinski? A me personalmente no, non ha fatto nulla di ciò di cui è capace, manco un dribbling, neanche un cambio di passo. Angela, anche lui molto sottotono oggi, ha fatto un paio di cose belle, ma non è riuscito a dare quegli strappi di cui insomma ci stava abituando ultimamente. Accetteresti uno scambio pazzo Barella per Mertens? Lo chiedo da interista. Sì, lo accetterei. Mertens è il mio giocatore preferito, ma lo accetterei per il bene del Napoli. Questo è quanto amo il Napoli rispetto a quanto posso amare il giocatore che amo di più. Ok? Barella è il futuro, Barella è un centrocampista completo che sta facendo la differenza nell'Inter. Mertens è a fine carriera, è uno scambio da fare per la società. Ovviamente sì. Life is like ta 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 ta. Life is like ta 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 ta. Dai, facciamoci una risata. I giocatori sentono più pressione adesso senza pubblico che con stadio pieno. Ho visto un Napoli depresso. Andrea, anche questo è importante, perché ricordate col Chievo che stavamo perdendo e riuscimmo a recuperarla all'ultimo a tutto grazie alla spinta del pubblico? Ti manca anche quello, anche quella cosa a dire dai, vi spingiamo noi, dai, senti un bel fallo laterale, no? Adesso è silenzioso, invece un fallo laterale col pubblico, tutti che gridano. Invece sentivo gridare solo la società Juventus oggi, non sentivo manco Gattuso, sentivo gridare loro. E ringrazio il Viola canadese, ragazzi, che con il suo supporto
che vi ricordo tra l'altro che ha raggiunto l'obiettivo tanto agognato dei 1000 iscritti, quindi complimenti al Viola, e approfitto per dirvi, ragazzi miei, che abbiamo raggiunto, grazie a voi, abbiamo sfondato ampiamente i 5000 che volevo tanto, con tanta passione, per preparare poi la giveaway che mi serve per premiare 3 di voi a random. Visto che domani dobbiamo postare il video canzone e l'approfondimento che farò, sempre approfondimento tattico e lavagnetta di commento a questa partita, probabilmente per dopodomani preparerò il video della giveaway, dove voi dovete commentare per partecipare alla giveaway, perché devo considerarvi e darvi indietro tutto il supporto che mi avete dato in questi mesi di lockdown dove ci sentivamo soli, ma io grazie a voi mi sono sentito meno solo e vi ringrazio infinitamente. Per me, meglio perdere oggi che in A. Ci manca la punta. Vedi Mertens al 40% che ha fatto. Ma è vero. Ma come mai non siamo così buoni? Non siamo buoni sui cross, corner e palle inattive? La Verona mi preoccupa. Anche a me il Verona preoccupa, Mick. E capisco il tuo discorso, perché i punti poi restano. Questa era una partita secca, sarebbe stato un bello sfizio. La Supercoppa è una coppa, è un trofeo. Ci teniamo, però... Ecco forse perché io non ne sto facendo un dramma, perché partita secca, ciao. Noi abbiamo vinto la Coppa Italia, voi avete vinto la Supercoppa, ciao. Però in campionato è più pesante. In campionato è più pesante perché determina se l'anno prossimo vedremo la Champions o no. Ed è importantissimo. Sono soldi che arrivano. Questa qua veramente lascia il tempo che trova, quindi mi riprendo. Hai sentito le parole di Mancini su Insigne, dicendo che è fin troppo sacrificato a fare la fase difensiva, trovandosi lontano dalla porta, dove è più efficace nonostante abbiamo la difesa molto buona. Ma le ha dette oggi, cioè a breve? Perché questa storia su Insigne ritorna ogni qualvolta che Insigne non è magari decisivo, però poi non lo diciamo quando Insigne fa una bella diagonale e continua a fare la prestazione. Quindi esce sempre in mezzo quando poi il Napoli perde, eccetera eccetera. Secondo me è un falso problema, perché poi a Mancini ci piace quando Insigne comunque aiuta il terzino e si sente protetto. Insigne è così, ragazzi, fa parte delle sue caratteristiche, il sacrificio e il tornare indietro. Non lo so se ce l'ha proprio lui distinto, se glielo chiedono di fare, Lozano pure fa lo stesso lavoro, non altrettanto bene, ma poi è comunque lucido, quindi penso che quando stai sul dischetto del rigore non importa quanta corsa hai fatto, resetta tutto, pum, centrale, gol. Quindi non lo so se Mancini ha ragione. Allora, vediamo un pochino. God's plan. I don't know if it's God's plan, but I have a plan. Ultimamente mi dà più sicurezza Yusai a destra che Di Lorenzo. Manuel, non lo so, Yusai, sì, tanta sicurezza a me. Non lo so, Yusai non sia mai. Di Lorenzo, mo ci penso. Valerio ti sei accorto che ci hanno messo in difficoltà di inizio secondo tempo facendo le sovrapposizioni sulla fascia sinistra? Cosa si poteva fare di diverso lì? E ci rimandiamo probabilmente al messaggio di Manuel, perché lui si è sentito meno sicuro con Di Lorenzo, perché è entrato fresco Bernardeschi col piede a favore, che è un'idea che ogni tanto si può fare, quindi mini applauso a Pirlo per mettere Bernardeschi col piede forte sulla sinistra, che magari ti può mettere qualche cross per Ronaldo che sta al centro, perché stai utilizzando Ronaldo prima. Il calcio non è difficile, il calcio non è una scienza pazzesca, it's not rocket science. C'hai Ronaldo al centro che sta giocando più centrale perché è Kulusevski che gli gira intorno, metti uno che ti può mettere un cross dalla sinistra, che non deve tornare indietro. È possibile una dedica su fragili mentalmente? Cosa intendi, cara Rita? Cosa intendi? Fragile mentalmente è ovviamente dedicata a tutto il canale. Tu, come i mod, tu forse in particolare, hai vissuto un pochino tutta la crescita, no, della canzone, eccetera, eccetera, quindi è dedicata ovviamente anche a te. In particolare a te, se lo vuoi sapere. Ma maledetto Jorginho, il suo rigore con il saltello, una squadra che non colpisce nelle partite decisive, come se avessero paura. Gattuso deve rimare
o rimanere, forse siamo fragili mentalmente. Graziano, assolutamente sì. Juventini che ricaricano il video di Insigne che piange prendendolo in giro. Che ne sanno loro a cos'è l'amore? Vabbè, lasciano il tempo che trovano, perché non lo so, io non ricordo di aver postato forse magari l'ho fatto pure in passato, ma veramente non lo ricordo. Se l'ho fatto non capirei il perché. Ma postare del Piero che piange, non lo so, mi sembra una cosa senza motivo. E ancora una volta è la dimostrazione che invece di gioire per le loro vittorie, loro gioiscono delle sconfitte degli altri. È una cosa che loro ci accusano a noi, no? Ma in realtà loro godono di più perché un'altra Supercoppa che se ne fanno. Loro sono abituati ai trofei, non esultano manco più. Loro godono nel vedere noi piangere. E allora chi è il provinciale? Gio TV, non lo so, credo che sarà prima cosa al mattino, cioè una cosa la posterò di notte. La posterò di notte in America, la programmo e probabilmente per le 9 del mattino la canzone sarà già pronta, qualcuno se la vedrà mentre è in video lezione, non lo so. Lo spoiler tu vuoi, Manolas, di chi si tratta? Dimmi tutto. Il viola canadese, bentornato tra noi, amico mio, bentornato, grazie per il supporto. E noi faremo altre collaborazioni insieme, ovviamente. Abbiamo in testa rubriche, cose varie dal Nord America e ci divertiremo. Stanno sparando cazzate sull'ASL quelli là che avevamo paura. Vabbè, figurati. Ma questo era la pressione che si era creata, no? Avevate paura, visto che avevate paura, eccetera, eccetera. Ma se vincevamo non lo dicevano. E quindi purtroppo c'ho la Madanè, partita diversa, partita dove praticamente non potevamo avere paura all'epoca che avevamo Mertens e Osimhen, no? Mi sembra evidente, non lo dovrei nemmeno ripetere che non avevamo paura all'epoca, anzi stavamo in una forma straordinaria, anzi volevamo proprio giocarla, anzi Gattuso l'ha detto apertamente che la Juve andava affrontato prima e non dopo, altro che avevamo paura. Io ho paura dopo, quando la recuperiamo quella partita là, che oramai Pirlo ci ha studiato, e con tutta calma si mettono là e ci aspetta. Baca scandaloso, lentezza alla Fabian con più controlli e passaggi sbagliati. Per me doveva uscire per Mertens abbassando Zielinski a fianco di mi piace. Elmas gioca bene in nazionale e Petagna poteva ancora servire. Mi piace tantissimo questa idea di sostituire Bakayoko con Zielinski, e quindi Zielinski è ottima, era ottima, più fosforo là al centro, c'hai Demme che ti dà una mano e potevi spostare Mertens in avanti. Sono d'accordo al 100%. E questa è una cosa che diciamo a Gattuso, mica lo diciamo a Valerio Fluido, lo diciamo a Gattuso, quindi Gattuso non è difesa a spada tratta. Se quest'anno non vincono la Champions fanno bene a non uscire di casa. Non lo so, è difficile. Valeria, secondo te poteva essere una soluzione alzare la pressione nella loro metà campo? È una delle possibili soluzioni, perché comunque noi abbiamo un po' aspettato il giro palla dei difensori, non li aggredivamo molto alti, però loro impostano benino con Bonucci, Quadrado, Danilo, quindi capisci che c'era la possibilità dell'imbucata che volevi evitare. Roberto M, scusate l'imperdonabile volgarità, ma lo sfogo dopo la sconfitta me lo posso permettere. Di Lorenzo gliele ha messe un po' in testa sì, spesso lo ha bloccato senza minigodo, spesso lo ha bloccato. Ronaldo non ha fatto molto, ha fatto il gol, ha fatto il decisivo. Poi oramai i dribbling che fa lui sono un po' fini a se stessi, voglio dire, non c'è niente non mi sembra il Ronaldo di un tempo, però è sempre Ronaldo e significa che quando c'è una palla vagante in aria Ronaldo te la segna, e quindi quella è la differenza che c'è stata tra Ronaldo e Petagna, ragazzi, e se poi noi vogliamo fare le pulci a questa squadra le facciamo, però Ronaldo quando pigli 30 milioni all'anno, Petagna quando ne pigli 1, ci sta che Ronaldo segna 30 gol e Petagna ne segna 1 più o meno? C'è un motivo perché Ronaldo è una multinazionale e Petagna è un buon giocatore?
così. Paul Gazza, partita alla pari, Napoli in crescita, vi toglierete tante soddisfazioni, grazie per il supporto morale Paul. In crescita non lo so, ti devo dire la verità, da napoletano io ti dico che è in diminuendo nel secondo tempo, però bisogna ripartire subito, bisogna ripartire tosti. Vale Gattuso ha detto che è colpa sua e che se i rigori li sbagliava Maradona perché non li può sbagliare Insigne, ma ne sono sempre vicino al capitano, le lacrime sono di chi ci tiene. Non c'è dubbio Pablox, le reazioni di Insigne sono vere, sono viscerali, ricordiamo che era in lacrime dopo la sconfitta con lo Spezia, quindi è uno dei pochi che ci tiene, che quando torna a casa sta male. Io lo so che gli altri giocatori, non dico gli altri tutti, altri giocatori perdono derby e poi si incontrano con i compagni al ristorante, si incontravano quando si poteva, belli che scherzavano eccetera eccetera. Noi stiamo male, i giocatori se ne fottono assai. Insigne nello specifico, oltre a essere il capitano del Napoli, quindi sente la responsabilità, è pur tifoso, quindi lui ci sta male veramente, come stiamo male noi stasera ci sta male lui e ci starà male finché non si scenderà in campo di nuovo e poi bisogna ricominciare. Non è facile. La cosa positiva è che in campionato ci sarà Osimhen, speriamo che torna presto, speriamo il secondo tampone. Gianfranco Apa, è vero, dopo le finali perse in Champions della Juve, a Napoli non si sono mai sparati milioni di euro in fuochi d'artificio. Gianfra, chi lo ha fatto è cretino, lo dico tranquillamente, sparare i fuochi d'artificio per la Juve che perde in Champions, io non l'ho fatto, gli amici miei di Napoli non l'hanno fatto, chi lo ha fatto a Napoli è cretino e non ho nessun motivo a nasconderlo, quindi come sono cretini quelli là, sono cretini quelli che esultano per la sconfitta degli altri invece che sparando fuochi d'artificio invece che per le vittorie proprie. È provincialismo, hai capito? Il Napoli è una squadra piccola e quindi il nostro sfizio è vincere contro la Juventus. La Juventus non se ne dovrebbe fregare di battere il Napoli, sinceramente. Lo ripeto, se le squadre del nord perdessero i meridionali farebbero una brutta fine. Molti giocatori meridionali stanno facendo la differenza. Il problema non è perdere, ma perdere con una Juve di basso livello. Antonio, sono d'accordo. Era un'occasione da non perdere. Perché questa non è la Juve più forte mai vista negli ultimi anni. Assolutamente. Io prenderei subito Dykes del Bologna. È un animale. Mi piace tantissimo Dykes. Mi piace tantissimo Dykes, tanta fisicità. Se non viene Nuno Tavares, Dykes è un bel prospetto. Mi piace. Buonanotte Gio, grazie per esserci stato. Luigi Architravo, ciao Valerio, guardando gli ultimi rigori tirati da Insigne e messi dentro per un soffio e il carico emotivo avrei fatto tirare a Mertens o Lozano, tu che ne pensi? Non ho mai visto tirare rigori a Lozano, so che Mertens non è un grande rigorista, ma sono d'accordo sul fatto che gli ultimi rigori di Insigne, gli ultimi 2 rigori di Insigne non mi hanno convinto come i primi. Quindi poi noi ce ne danno pure pochi non in campionato, perché quando ne abbiamo avuti 2, io dico quelli là precedenti dove abbiamo detto Insigne si è imparato, fa il saltino, spiazza il portiere, aspetta che si tuffi prima di tirare, li stava tirando così. Negli ultimi ho visto che il piano B, sai, la prima volta l'ha tirata in angolo alto, ho detto ok, magari ha capito che il portiere se l'aveva intuito, quindi l'ha alzata. L'ultimo rigore no, perché l'ha buttata, era saltino ma l'aveva già deciso là ed è arrivato per un soffio. Oggi l'ha sbagliato, quindi ci sta, però secondo me deve partire da lui, altrimenti lo distruggi, lo affossi mentalmente. Vale, l'errore di Insigne è stato mancanza di freddezza al momento del tiro, il portiere era già spiazzato, esatto, ma questo non mi fa dare la colpa di Insigne, è solo un'osservazione oggettiva, è così. Che brutto perdere così. Adesso testa al Verona. Inoltre dobbiamo andare meglio in campionato e passare il turno col Granada. Ciao violoncello Bell alla grande. I musicisti, ragazzi, musiche belle. Il rigore lo doveva tirare Zielinski? Magari sì, magari Zielinski da polacco è più freddo, perché no? Gaetano Top, probabilmente Gattuso deve capire se protagonizzare un gioco a questo Napoli, pecca troppo ultimamente, mi auguro si passi una mano sulla coscienza. Gaetano, il gioco è quello, in questo caso era più attendista, altre volte prendersi la palla, essere più verticali, questa è l'idea, andiamo avanti.
fatemi fare prima una cosa, dopodiché vabbè, che vuoi fare? Non ce la saremmo goduta noi e ridendo nelle live nostre se l'avessimo fatta, se l'avessimo vinta noi. Hanno fatto il pianto greco per tutta la settimana come doveva essere, perché hanno pianto contro l'Inter, hanno pianto comunque in campionato, Benevento, Crotone, Fiorentina e tutta una serie di partite che hanno steccato una dietro all'altra. Oggi vincono e giustamente oggi è il momento loro di ridere e godersela. Chissà chi godrà di più alla fine. Dobbiamo solo aspettare, ogni partita è diversa, ricordatevelo, ogni partita fa storia a sé. Allora, Antonio Dada, fate i seri, nel secondo tempo la Juve ha accelerato e il Napoli era incapace di tenere le linee difensive, in attacco pure poca cosa, Insigne inguardabile al di là del rigore. Inguardabile non lo so, ma sicuramente al di sotto delle sue possibilità, senza dubbio, e sono d'accordo sull'analisi. La Juve ha accelerato, diciamo che il Napoli si è abbassato troppo e abbiamo dato noi campo alla Juve. Non hanno accelerato tantissimo, abbiamo dato campo, quindi se tu non li pressavi più e ti abbassavi troppo, gli hai dato modo di passarsi la palla. Non è che hanno creato niente, la Juventus, hanno comunque sbloccato su un calcio piazzato. Ma in attacco poca cosa, sì, siamo stati migliori in altre partite. Mi tengo semplicemente le 2 occasioni di Lozano, ancora una volta ha dimostrato di essere il più pericoloso dei nostri. Sei pro alla rimbata finale o avresti preferito un modulo più equilibrato anche in svantaggio? Filippo, si sono vinte partite sia con la calma sia con l'arrembata. Non lo so cosa avrei fatto. Mi è piaciuto il commento di un amico bellino che mi diceva: lascia Demme, abbassa Zielinski, quindi un po' diventi più offensivo, però con tutti in attacco alla Sanfrason, non essendo noi abituati e non avendo tanta di quella fisicità, perché comunque Lozano, Politano, Mertens, Insigne non è che vai a fare la lotta a centro dell'area, c'avevi solo Llorente, togliendo Petagna e togliendo anche Bakayoko, che puoi fare l'arrembata finale. Quindi forse devi essere paziente, ragionare e arrivarci, ma oggi il Napoli non era in grado, non faceva la partita, non era in grado di continuare ad attaccare a testa bassa perché stavamo creando tanto. Oggi non abbiamo creato tanto come di solito facciamo, quindi vuol dire che serviva il piano B. Se io chiedo a Gattuso il piano B, questo, quello di Llorente di andare all'arrembaggio, era un piano B che però comunque non ha funzionato. Perché non possiamo puntare allo scudetto? Nel senso, perché non si costruisce una rosa all'altezza? Lionel, un po' perché i soldi sono quelli che sono, un po' perché c'è un tetto ingaggi, un po' perché ci sono altre squadre più forti. Attenzione a Manolas, di chi si tratta? Francesco Rogazzo. Ma sei il Francesco Rogazzo che conosco io? Fammi vedere. Sì, ragazzi, qua la qualità musicale sale, ma sale proprio a livelli a parte che è un mezzo sosia del Pocio, però più alto. Non si vede dalla foto piccolina, ma fidatevi di me, all'epoca quando suonavamo insieme era un mezzo sosia del Pocio, però altissimo, un chitarrista pauroso, un jazzista come ce ne sono pochi a Napoli. Grazie Francesco, benvenuto tra noi, grazie per il tuo supporto. Va benissimo Falco, ma non capite, hanno gufato il Napoli e c'era la Juve davanti, ma io non so. Scream, i gufi sono i gufi, voi lo sapete, a volte funzionano, a volte no, ma noi con i gufetti non è che si va avanti, tu devi andare avanti facendo gol, anche senza gufi. Con Demme e Baca centrali sono passati 3-4 palloni a Kulusevski centralmente che manco su FIFA. Pensa se fosse stato Dybala. Creon, sono d'accordo, anche lì c'è stato un paio di volte che ho detto come hanno fatto passare quella palla. È vero. Kulusevski comunque non ha giocato male tra le linee, ha fatto il Dybala, non è stato poi efficace nell'ultimo passaggio, però si è fatto trovare, e il dettare il passaggio è stato lì rimango deluso, capito? Lì rimango deluso perché Baca e Demme devono fare il filtro, devono tenere il senso della posizione. Queste sono le cose che io contesto. Valerio, domani un esame all'università, con quale voglia dovrei andare a farlo? Mamma mia, Dunzi, mi dispiace, una sconfitta che fa più male perché gliel'abbiamo regalata. A che ora c'è l'esame? Magari ti puoi vedere il video
e divertirti prima dell'esame, non lo so. Magari se l'esame ti fai vedere il video al professore, dice avete visto il successo a New York che ha fatto? Magari vi fate una risata insieme, non lo so. Non lo so. Due cose: uno, c'era un buco a centrocampo e passavano sempre centralmente, probabilmente dalla superiorità numerica in mezzo. Due solo, secondo me, Manolas è sopravvalutato. Manolas ne fa un paio, ultimamente stava giocando molto bene, diciamo la verità. Oggi meno bene, oggi decisamente meno bene. Ragazzi, se non fossero stati Demme e Bakayoko avremmo detto avete visto che con Fabian non si fa filtro, Gattuso sei un ciuccio incredibile, non può giocare. Alle volte anche con Demme e Bakayoko non si fa filtro se i trequartisti degli avversari si muovono bene e tu non fai la fase difensiva con tutta la squadra, perché vi ripeto per l'ultima volta, non è per l'ultima volta, lo dirò anche domani, il problema che non mi è piaciuto oggi è stata la fase difensiva nel primo pressing. Il primo pressing, quello che deve fare Petagna e Zielinski, se stai con il 4-2-3-1, il primo pressing deve essere fatto a 4-4-2. 4 difensori, i 4 centrocampisti sono Insigne, Bakayoko, Demme e Lozano, e il primo pressing lo devono fare Zielinski e Petagna. Non l'ho visto nel secondo tempo, ho visto confusione, ho visto che ogni tanto era Zielinski, ogni tanto andava Demme, ogni tanto andava Lozano e ogni tanto c'era Insigne vicino a Petagna. È questo che è tutto sbagliato e non so di chi è la colpa. Non so se la colpa la identifico in Zielinski, che non è stato bello alto così, o in Gattuso che gli ha detto di fare diversamente. Questo è stato l'errore principale del... Mamma mia, il dissing tattico. Lasciate un like per il dissing tattico, ho trovato la chiave, altro che chiarirlo, ho trovato la chiave. È stato quello il problema, il problema maggiore è stato quello. La fase difensiva della prima linea, me ne sono reso conto adesso, è stato quello. È Zielinski, ragazzi, è Zielinski o Gattuso, Zielinski o Gattuso. O Zielinski non l'ha fatto perché era lui fuori forma e comunque non riusciva a tenere, o Gattuso non gliel'ha detto bene abbastanza. Se manca quella fase là, si sbilancia Dem, si sbilancia a turno Lozano, Insigne, eccetera eccetera, Bakayoko più dietro, ti prendono in infilata, trovano la linea di passaggio. L'ho trovata, lasciate il like subito. Lasciate il like subito perché l'ho trovata. La trovo in live con voi perché siete voi che mi date gli spunti tattici. McKennie per me l'uomo in più della Juve. Già nel primo tempo McKennie mi è piaciuto tantissimo perché la dinamicità nel chiuderti, nell'asfissiarti, è così, è un uomo in più, per la Juve sicuramente. Sfortuna Cecco, anche sfortuna, ma questa fase tattica che vi ho individuato secondo me è importante. Valero, mi sa che abbiamo lasciato Kulusevski fra le linee perché la difesa era schiacciata troppo bassa. Anche quello, quando ti abbassi troppo ovviamente resta tra le linee, ma io il primo pressing, credetemi, penso che deve averlo trovato. Vale, perché non prendi il patentino a Coverciano? Non voglio sfottere, sono serio, ci hai mai pensato? Lionel, ci ho pensato, ti devo dire la verità, ci sto pensando ultimamente, ma purtroppo a 37 anni prendere il patentino sarebbe uno sfizio per dirvi cose più precise, per studiare meglio la materia. Sicuramente è una passione che sta crescendo in me e adesso che ho più tempo a disposizione lo sto facendo con più continuità, ma il mio lavoro è la musica. E sarà sempre la musica. Romy e Tacchiarello, ragazzi, io non voglio dirvi, ma io vi ringrazio a voi, perché da solo magari ci avrei ragionato stanotte, eccetera eccetera, ma siete voi che mi date comunque certi spunti tattici e io poi tiro le somme e se poi durante la perché sappiate un'altra cosa, io per decisione mia etica editoriale, io dopo la reaction non mi sento con nessuno, vado direttamente live per confrontarmi con voi, cerco di prendere tutte le domande, dopodiché finita la live io preparo il video che posto la mattina presto. Io dopo mi vado a vedere le trasmissioni perché non mi voglio fare influenzare da nessuno. Dopodiché, se durante le trasmissioni lo stanno dicendo adesso in questo momento in Italia oppure lo dicono nei giorni dopo, io l'ho detto prima, non voglio sapere niente. Salvatore P. Vabbè, vinceremo l'Europa League. Quanto amo
un pochino di, questa poi è rossa, è rosso fuoco questa donazione, vinceremo l'Europa League, un pochino di positività che non è quella là di Osimhen, ma un po' di spirito positivo, grazie Salvatore, speriamo bene, signora, i limoni tattici, sono limoni tattici. Sera a tutti, sono Juventino, posso dire avete avuto molta sfortuna, avete fatto svegliare Mummia Pirlo per la prima volta, vedi che alle volte ci sono pure gli juventini onesti, educati, corretti, che vengono, salutano, fanno buonasera Emanuele, benvenuto, così mi piace tantissimo. La sfortuna ci sta semplicemente nel grande intervento di Cesni nel primo tempo e nel secondo tempo, quella la considero sfortuna, ti do ragione. Per il resto Pirlo secondo me l'ha studiata bene, sono d'accordo che è Mummia, nel senso che ha tante cose da imparare e le ha imparate tutte stasera, l'ha studiata bene e noi siamo venuti meno nella fase difensiva del primo pressing. Biba Banze, cosa dobbiamo fare per affermarci una big d'Europa vera e propria? Dobbiamo trovare uno sceicco che mette tutti i soldi e ci fa comprare i top player, ragazzi, perché essere big d'Europa significa avere giocatori che ti risolvono le partite, giocatori che guadagnano tutti 6-7 milioni. Noi non ce li abbiamo e purtroppo le nostre possibilità sono limitate. Poi puoi fare un exploit, puoi fare una stagione tipo il Leicester che vince il campionato, puoi fare una stagione tipo Sarri che stai per vincere il campionato, ma per essere una big d'Europa devi avere i soldi che ti danno la continuità e la storia. Il Napoli è difficile. Vari Juventini hanno fatto le cattiverie con il pianto di Insigne, vabbè, cerchiamo di non ascoltarli. Ok, Pasquale Barone, ciao Valero, mi dispiace che abbiamo perso e mi dispiace per Insigne che piangeva, io amo troppo il nostro Napoli, forza Lorenzo, ti sosterrò per sempre. Bene Pasquale, questi sono tutti messaggi che a Lorenzo faranno piacere. Buonanotte Francesco. La vera domanda è: perché le mummie si svegliano tutte contro di noi? Ottima domanda, Domenico. Siamo in grado noi di farli risvegliare. La Juve ha meritato nettamente la vittoria, il Napoli non meritava di segnare nemmeno il rigore. Marco Rossi, non capisco perché non meritavamo di segnare il rigore, questo non ha senso. Meritavamo di segnare con Lozano 2 volte, se è arrivato il rigore nettissimo che c'era, meritavamo di tirarlo, di segnarlo. La Juventus ha meritato la vittoria perché nel secondo tempo ha fatto più di noi. L'unico ad applaudire Llorente non è un buon esempio del Napoli, cosa ne pensi? Applaudire Llorente, chi è stato ad applaudire Llorente? Llorente che ha applaudito? Non lo so perché a fine partita ho staccato tutto per fare l'editing, quindi non lo so. Ho finito le birre, inizio ad accusare la sconfitta, capisco Roberto, infatti dopo penso un bicchierino me lo faccio anche io. Il problema di stasera è stato Zielinski, per questo Dem e Bakayoko hanno fatto più fatica del solito a fare filtro. Fabio, ci sono arrivato. L'urlo di Gattuso lunga negli ultimi minuti finali mi fa capire che lui non ha messo in testa ai giocatori la palla lunga. Lunga, palla lunga nemmeno in caso di emergenza, e io da sarrista non amo la palla lunga. Ecco Fabio, anche qui l'urlo di Gattuso lunga, quindi praticamente Gattuso ha gridato ai giocatori di metterla lunga e i giocatori non lo sapevano come soluzione, quindi è un piano B da improvvisare al momento, è chiaro. Vinceremo anche le prossime 2 partite contro la Juventus, ci vendicheremo, speriamo Angela, abbiamo varie vendette da fare, abbiamo la prima vendetta con lo Spezia in Coppa Italia, vendicarsi subito, poi ci dobbiamo vendicare col Milan, con l'Inter, con il Sassuolo, dobbiamo stare attenti alla Roma e stare attenti all'Atalanta che non si vendichino loro, e poi abbiamo un po' di vendette da fare con la Lazio. Sì Stefano, sì, prima pressione assolutamente, che poi ci porta appresso tutto il resto dei problemi, assolutamente. La chiave tattica è stata mettere Betancourt su Zielinski, spegnere la nostra fiamma sulla 3/4. Alessandro, sì, io poi la vedo sempre dalla parte del Napoli, ovviamente. Quando io dico che viene meno Zielinski, io parlo della fase difensiva di Zielinski. Nella fase offensiva non guardo i giocatori avversari come bloccano i nostri, per questo io sono limitato nelle mie analisi tattiche, per questo chi lo fa bene per mestiere vede 2 squadre, io ne vedo 11 di giocatori. ACCTV, grazie ancora per la donazione e il supporto amico mio, vi dirò di più, sono ottimista anche per il campionato.
bellissimo ragazzi, un po' di positività ci piace, ci fa piacere e comodo. Llorente che applaudi, quindi vuol dire a livello di fair play. Grazie ancora a CTV, grazie ancora. Col Torino pure, assolutamente Angela. Sempre e solo Forza Napoli e Forza Capitano, ti sosterrò sempre, che si vinca o se si perda, oggi e sempre Juve, ma non c'è dubbio Michele, non c'è dubbio, assolutamente. Cacchio, ci ritocca affrontare la nostra bestia di quest'anno, lo Spezia Calcio al Diego Armando Maradona azzurro, e abbiamo l'occasione di toglierci gli schiaffi da faccia. Lo Spezia non è una squadra da sottovalutare, però, perché l'abbiamo visto con le riserve, hanno battuto la Roma 4-2 sul campo, poi se vinceranno 3-0 a tavolino è un altro paio di maniche, ma le hanno battuti 4-2 sul campo e con le riserve, con Saponara, gol alla Totti, una cosa incredibile. Ma noi, contro una squadra comunque forte come lo Spezia, che sta facendo ottime cose in campionato, abbiamo fatto 25 tiri a porta e non siamo stati in grado. Poi loro hanno avuto solo 2 occasioni. Dobbiamo toglierci i schiaffi da faccia, perché quella partita è irripetibile. Portare un trofeo in bacheca era molto meglio dei 3 punti in campionato come vendetta. Speriamo bene lo stesso, sempre Forza Napoli. Antonio, tu la pensi così? Alcuni invece la pensavano al contrario. Dice: il trofeo lascia il tempo che trova, preferisco i 3 punti in campionato per andare in Champions. Sono punti di vista tutti rispettabilissimi. Vale, ma secondo te Allegri verrebbe ad allenare al Napoli? Non lo so, Bibba, non lo so quanto prende e se ha intenzione di tornare in Italia o se vuole fare un'esperienza all'estero Allegri. Colpo Gobbo, eccolo. Mi hanno detto che te la stavi sghignazzando, Antonello, nella live da qualche parte. Un saluto ad Antonello. È giusto, mica dico di no. Avrei sorriso e sghignazato anche io ovunque, qui come altrove, se avessimo vinto noi, ma io la prima cosa ho fatto i complimenti alla tua squadra, perché oggi avete meritato più di noi, non si aggiunge altro. Petagna abbastanza anonimo oggi. Niccolò, sono purtroppo d'accordo con te. Rigore uguale a quello preso da intendi Barcellona, credo, quando l'attaccante si mette davanti e tu, anche inconsapevole, tiri e stai cercando di tirare il pallone, che era Koulibaly, però prendi solo il piede, quindi il rigore purtroppo è netto, anche se è involontario ragazzi. Se quello si mette davanti pulito, il rigore è netto, ed era netto anche quello con Barcellona. Per me Pirlo l'ha vinta con Arthur e McKennie dal primo minuto. Se giocava a Bimbo Rabiot non avremmo vinto. Emanuele, sì, vabbè, Rabiot è più compassato, è più lento, più fisicità. McKennie ha il dinamismo, sta facendo la differenza. Arthur è un giocatore equilibrato, quadrato, fa la giocata semplice e serve la giocata semplice, ovviamente. Tizi, che ne pensi della prestazione juventina? Tizi, come ho detto, primo tempo equilibrato, secondo tempo la Juventus, noi abbiamo lasciato un po' il campo, loro con calma hanno fatto girare bene il pallone e ci hanno trovato tra le linee, ci hanno bloccato i rifornimenti dei trequartisti con molto equilibrio, e per me la vittoria è meritata, anche se non avete fatto cose eccezionali e comunque il gol arriva su un calcio d'angolo, però la vittoria è meritata, non posso recriminare. Mi duole dirlo, ma complimenti per la vittoria ragazzi. Noi poi dimostriamo la sportività, quando c'è da parlare degli arbitri parliamo degli arbitri, ma quando c'è da dire gli avversari sono stati più forti di noi lo diciamo. Se uno lo vuole capire, accettare e apprezzare, lo apprezzano, altrimenti no. Sarò ottimista al 100% quando rivedrò Victor. Per adesso lo sono a metà, ma bisogna sempre avere fiducia in questa situazione, in qualsiasi situazione, anche perché se non si ha fiducia tanto vale non giocarle. Il segreto, amico mio, il segreto, pensiero positivo, dai. E capisco quello che dici, perché bisogna rivedere Victor, ma non solo, bisogna rivedere come torna, perché comunque attenzione. Sono juventino, la partita è stata molto bella pur essendo una Supercoppa, partita vinta soprattutto da Arthur e McKennie, che a centrocampo soprattutto dal secondo tempo hanno dominato. Esatto, Marcello. Bella, no, non tanto bella la partita per quanto mi riguarda, molto tattica, molto intensa, sì. Bella non lo è stata perché le squadre non si sono affrontate a viso aperto rischiando, entrambe non volevano rischiare, ma ci sta. Sinceramente questa Juve del maestro Pirlo non mi fa paura per niente, che stanno scrivendo grande Pirlo, ma lo sanno che se perdeva questo lo cacciavano a calcio in culo. Sicuramente se avesse perso oggi, non dico che lo cacciavano, però qualche domanda se la facevano,
perché poi vincere è l'unica cosa che conta per loro, quindi se perdevi, anche se facevi una buona prestazione. Domanda: ma perché nell'intervista post partita va Petagna, arrivato 6 mesi fa, e non Culi, Rui o Zielinski stasera? Secondo me frettoloso e impaurito in impostazione. Bella domanda, Francesco, bellissima domanda. Sì, amico mio, CJJ sono veramente a New York, nello specifico a Brooklyn. Zielinski era sempre molto basso, merito di Bentancur. Secondo me è una scelta tattica del mister, perché in fase di non possesso non si alzava vicino in Petagna, ma non veniva sgridato. Vedi, poi per quanto riguarda le grida di Gattuso, nella telecronaca inglese io avevo molto più alti i microfoni della panchina della Juve, che Gattuso l'ho sentito pochissimo, quindi non so se ha gridato di meno, se voi l'avete sentito di più, però sì, in fase di non possesso non si alzava vicino a Petagna, quello era il problema, ma io quello ho individuato il problema, la prima pressione. Valerio, secondo te in che caso ADL andrebbe a fine anno su un altro allenatore? Solo in caso di non qualificazione Champions? Fabio, credo solo in caso di non qualificazione Europa League, perché comunque si parla di rinnovo ormai fatto, e se rinnovi non credo che poi a fine anno, in caso di non qualificazione Champions, magari vai in Europa League, ADL cambia idea. Secondo me il rinnovo è cosa fatta, poi dipende se rinnovo o non rinnovo. Gattuso vuole rimanere, attenzione. Tu l'hai sentito? Ok, allora era un fatto di microfoni della telecronaca straniera. Petagna non ha paura di metterci la faccia, dire quel che pensa. Secondo me è meno fragile mentalmente rispetto agli altri, anche se oggi non ha brillato. Andrea, credo anche io che lui abbia meno impatto con le critiche, proprio perché magari è nuovo, però non dovrebbe essere una scelta sua, non è questione di metterci la faccia, è la società che deve decidere, e magari chiedono: te la senti di andare? Non lo so queste dinamiche, sarebbero belle domande da fare. Voto generale alla prestazione del Napoli stasera: 5. Bakayoko non ha colpe sul gol, pura sfortuna. Ragazzi, ma se in Coppa Italia arriviamo in fondo, c'è possibilità di riprendere la Juve? Non mi ricordo il calendario, mi pare che dopo lo Spezia chi ci potrebbe essere? La Lazio? Non lo so, non ho visto il bracket. Bobotta out. Buonasera Valerio, non so tu che ne pensi, ho visto un Napoli che in attacco ha fatto fatica a costruire e ha creato poco, ma da metà centrocampo in giù abbiamo retto molto bene le loro offensive. Francesco, abbiamo creato poco? Sì, ma da centrocampo in giù abbiamo retto? No, troppe imbucate, anche se la difesa ha retto bene, nel senso Koulibaly ha retto bene, Mario Rui ha retto bene, e Di Lorenzo bene, hanno retto bene loro, meno bene Manolas, però la difesa ha retto, il centrocampo no, perché le imbucate sono venute, quindi ha difeso bene la difesa proprio in questo caso. Però Atalanta o Lazio, esatto. Ma Gattuso, che dopo aver tolto Bacadem e Zielinski si accorge di non aver più equilibrio, si stava per rimangiare il cambio, mi ha dato l'impressione che non sapesse dove andare a parare. Può essere, Mattia, che ci sia stato un momento di confusione, eh? Stai perdendo la partita, confusione, non sai cosa fare, questa è l'esperienza, no? Che ti manca, perché sei comunque un allenatore giovane, ci sta. Non facciamoci ingannare dal 2-0, abbiamo preso un gol da un campione e il 2-0 è stato un contropiede. Vabbè, chiaro, il 2-0 io non lo calcolo nemmeno, io dico che abbiamo perso perché c'è stato quel calcio d'angolo, il 2-0 non lo considero proprio. Non è stato nemmeno un gol del campione che si è preso la palla al centrocampo, ti ha scartato e l'ha messa nel set, è stato proprio un infortunio, cioè la palla sbatte sul braccio di Bakayoko, si trova palla vacante, Ronaldo là in mezzo, quindi non è nemmeno fuori gioco. Ci poteva avere più attenzione sulla marcatura di Ronaldo? Sì, sicuramente, però sono quelle cose che... La Juve solo eventualmente in finale, ok. Arthur l'hai visto? Giua Arthur l'hai visto? Pensavo Arthur l'hai visto? Giua l'hai visto? Coccia l'hai visto? Lui però l'ha sentito. Straordinario ragazzi, andate sempre bene con me, con Totò, e vado bene io con voi a quanto pare.
Allora, questa è carina perché è anche giustamente censurato, self-censored, no? Si è censurato da solo. Luca, siamo talmente sfortunati che se ci casca ci ribalza, poi è giusto così. Ci allunghiamo, Giacomo, è vero, ci siamo allungati. E quella è anche la paura, quando rimani basso perché hai paura. Mi vendicherei contro l'Inter, Milan e al Maradona vorrei 3 punti contro la Juventus, mentre allo stadio un pareggio tappost. E Fablox, dove devo firmare? Napoli ha ancora tante partite per dimostrare quello che gli è mancato oggi. Crayson Pad, assolutamente sì. Alessandro Amoroso, peccato per questa partita, potevamo vincerla. Sostenete ora il capitano che ha bisogno di noi, è maturato e ora testa a Verona. Per me vittoria assicurata e sempre forza Napoli. Grazie Alessandro, anche per il tuo supporto. Koulibaly come al solito quasi insuperabile, quasi mi dispiace per lui che non è andato in una top europea tipo Real Madrid, City, Bayern, troppo forte. Fabio oggi ha dimostrato, ha irriso gli avversari molto spesso, Oggi partita impeccabile. Che succede? Ah no, questo chiaramente, perché mi arrivano i messaggi, eccetera, eccetera. Io sto in live e mi arrivano i messaggi e giustamente, e non posso mai, giustamente, aspetta, sono live, calmatevi. Ragazzi, i like l'avete lasciati? Mi chiedo. Tirate fiori e like. Tiratemi fiori e like, se iscrizioni sotto da ciascuno dal cuscino, perché alle volte io lo so che uno sta là che si sta guardando la live, però come approfondimento tattico io mi pensavo che questo faceva e invece no, perché non è questo il canale di scrivania, me la già ne buona, perché una ne tengo e se rompo la scrivania, se faccio cose come cazzo si fa, non posso andare avanti. Quindi approfondimento tattico non farò mai cose dove spacco tutto, non è proprio nel mio stile. Potrebbe anche capitare un giorno, ma non è generalmente il mio stile. Facciamo l'approfondimento tattico, quindi voi state là che ve la guardate, approfondimento tattico, ma lui ci è arrivato allora a questa cosa, la fase difensiva, e ve la state godendo. Nel frattempo vi siete dimenticati di mettere il like, non è cattiva volontà, è che mi ero dimenticato, me la stavo godendo, stavo scrivendo il messaggio. Rimediate un attimo con un bel like. Vedi? Ok, riusciamo ad arrivare a 450, ragazzi, per sfizio mio. Non dico 500, ma 450 ci riusciamo ad arrivare, perché mi pare che un paio di voi non l'hanno messo ancora. Error 404. No, sono i like. Grande. Qualcuno si è dimenticato. Dalle sconfitte bisognerebbe imparare. Noi continuiamo a perdere sempre allo stesso modo. La Juve ha vinto meritatamente, ma noi l'abbiamo persa strameritatamente. Vince chi la butta dentro. Mauro, vince chi la butta dentro, tutto vero. La perdiamo sempre allo stesso modo? No. Questa è una sconfitta diversissima dalle altre. È una sconfitta netta, non è una sconfitta dove abbiamo preso un contropiede, dove stai facendo 50.000 azioni da gol e non la metti dentro e prendi quell'unico conto. Quelle di solito sono le nostre sconfitte: un'occasione da gol degli avversari e la perdiamo. Non perdiamo sempre allo stesso modo, ogni partita la perdiamo in maniera diversa. Quindi sì, c'è da imparare dalle sconfitte, ma non è questa è una partita molto diversa. Nella live di Pacca Calcio ci stanno insultando e ma voi non iate là, voi state qua. A me non mi interessano gli altri, sinceramente. Non mi metterò a seguire, io poi non seguo in generale gli altri canali, veramente quei pochi con cui collaboro, gli amici, ma se mi avessi a mettere a vedere tutti i canali che insultano i napoletani, non faccio più i video miei. No, non è così che funziona. Per vincere 3 partite di seguito è un miraggio, piano sequenza, lo so, questo è il discorso della continuità, amico mio. Se riusciamo a dare continuità, vinceremo 3 partite di seguito e faremo belle cose, altrimenti ne vinci 2, ne perdi 1, ne vinci 3, ne perdi un altro, ne perdi 1, ne vinci 1, qualche pareggio, che stanno facendo un po' tutte le squadre, perché poi siamo lì. Questa partita entra nel discorso della discontinuità, sì, ma non c'erano punti in palio, c'era una coppa in palio. Grande! A Roma di Ferro è caduta una mola d'acciaio.
Grande Emanuele, questo è turco napoletano. Vale, grazie per la compagnia e per aver risollevato l'umore un po' a tutti. Stacco, buon proseguimento, grazie Lud. Ricordatevi, lo dico a Lud, ma vale per tutte, vale per Angela, vale per Rita, che gli amici sono bellini, ma le amiche sono bellissime, ricordatelo sempre. 9 sconfitte su 30 la scorsa stagione, 7 su 25 quest'anno. Sono numeri che devono preoccupare, amico mio, sicuramente. Ovviamente non facendo pareggi, comunque tu hai un buon punteggio in campionato. Però sono numeri che devono preoccupare, perché alle volte una sconfitta puoi portarti a casa un punto e fai continuità, il famoso muovere la classifica, quindi sono cose importanti. Io ho un amico, un ghostwriter, no? Sapete cosa sono i ghostwriter? Voi vi pensate, ma vi dico una cosa che non tutti sanno. Voi pensate che le trasmissioni televisive, i vari giornalisti, no? Chiari, Lauri, non faccio nomi nello specifico, voi pensate che è tutta farina del loro sacco? No, hanno un'idea ben precisa e fanno così. No, ragazzi, non è così. Esistono dei ghostwriters, cioè dei scrittori fantasma. Non dico che scrivono tutto l'editoriale, ma danno degli spunti. Come voi date gli spunti a me con i commenti dal vivo e con i commenti sui video, i ghostwriter scrivono esattamente come si può impostare una trasmissione e una situazione dopo una partita. Io sono in contatto con un ghostwriter che mi scrive spesso e segue tutte le live e ogni tanto guarda, ma è ghost, quindi non scrive, e ogni tanto mi scrive 7 sconfitte, e lui ama tanto i numeri, però non mi scrive mai. Io sto guardando proprio a te, non mi scrive mai quando vinciamo 6-0, non mi scrive mai, sta là fermo, aspetta, magari non mi scrivo quando vinciamo 6-0. I numeri non li vogliamo fare adesso che abbiamo la migliore difesa, abbiamo il migliore attacco, stiamo terzi in classifica. I numeri non vanno bene, non li vogliamo fare i numeri. Invece mi scriverà adesso, se non l'ha fatto già, mi scriverà sicuramente adesso e dirà 7 sconfitte, abbiamo fatto risuscitare la Juventus, così non va bene, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Amico mio, che io ti apprezzo e ti stimo perché tu di pallone ne capisci, se tu avessi lo stesso approccio che hai, analitico, dopo le vittorie, saresti completo e potresti praticamente anche aiutare quelli che poi ti seguono, perché tu scrivi per persone importanti e il giudizio generale in città sarebbe meno tranciante. Ma visto che tu scrivi tutte queste belle cose solo quando perdiamo, perché poi alla fine ci sarà quello che dice bisogna stracciare il patentino, ecco che poi l'ambiente Napoli è difficile, è chiaro che è difficile. Via Giuntoli è lui il vero problema. Ipo Mattia, Giuntoli è il problema. Giuntoli non sarà il miglior direttore sportivo del mondo, avrà probabilmente delle possibilità limitate, ma Giuntoli fa il primo pressing. Cioè siamo terzi in classifica, se il Napoli vinceva stasera tu dicevi che Giuntoli è il problema del Napoli. Mattia, fammi capire. Che poi non ti piaccia, che vuoi altri di ok, ma stasera che tu mi vieni a dire Giuntoli è il vero problema del Napoli che ha perso la Supercoppa, Giuntoli non fa il primo pressing, lo deve fare Zielinski, Giuntoli non tira i rigori, li deve tirare Insigne, Giuntoli non fa i colpi di testa, li deve fare Lozano più angolato rispetto alla parata di Szczesny. Non mi fate essere, capito? Non siate risultatisti nel senso che ve la prendete a caso con chiunque dopo una sconfitta e mettete in mezzo Giuntoli dopo una sconfitta che è una partita secca, è una finale, Giuntoli è il problema. Non capisco questa cosa qua. Vedi, il problema è Gattuso out. Ti saluto David, assolutamente sì. Come avresti visto un centrocampo più dinamico con Demme e Bobotta dall'inizio, anche se col senno di poi sono tutti bravi. Col senno di poi ti posso dire anche sì, nel senso che Bobotta è un po' più dinamico e c'ha un po' più di qualità, magari potevi fare qualche lancio verso Lozano un pochino meglio, qualche lancio verso Petagna un pochino meglio, però col senno di poi, come dici tu, ti posso anche dire che magari le imbucate senza Bakayoko probabilmente ne avremmo prese qualcuna in più. Quindi Davidone Afzal, un bacio a te, per carità, gli errori capitano,
gli errori capitano, stavo leggendo capitano, e solo chi non tira i rigori non li sbaglia, assolutamente. Una buonasera a Nino Bertucci. Neanche io guardo solo te e pochi altri. Angioletta, sei sempre carissima. Nelle varie trasmissioni sportive c'è una sorta di pressappochismo. Quando si vince il servizio dura circa 20 secondi con un copione pieno di finti elogi. Se si perde si viene infangati. Domè, pure io ne ho abbastanza, sinceramente, perché Cavani out, Hamsik out, Lavezzi out, rifondazione. Perché bravo, dici bene tu, il pressappochismo. Se si facesse analisi, e lo fanno in pochi fanno le analisi quando si vince e quando si perde, e da lì noi impariamo delle cose e possiamo capire come si potrà svolgere, eccetera eccetera. Ma se invece i risultatisti, e mi dispiace perché Chiacchiello dice che non è risultatista, che Iannicelli è risultatista, invece è risultatista pure lui, perché dice cose in base a quello che si è fatto per sostenere le sue idee trancianti che aveva fatto prima. Purtroppo è così. Giuntoli, come fa a lavorare se deve chiedere il permesso a DL anche per pisciare? Giustamente. God 7611, comunque questa squadra è fragile mentalmente e siccome non abbiamo i campioni, l'unico modo per andare avanti è avere un gioco collaudato. Per il prossimo anno prenderei De Zerbi. Su questo io ti posso dare ragione, perché con lo spartito collaudato, però se prendiamo De Zerbi serve pazienza di 2 anni, perché con Sarri ci andò bene subito, il primo anno comunque facemmo bene, però poi arriviamo alla perfezione dopo 3 anni. Se prendi De Zerbi, che sono d'accordo, lo spartito, giocatori più scarsi possono rendere di più, sono d'accordissimo, dobbiamo aspettare 2 anni, con sconfitte, con imbarcate, con belle partite, eccetera eccetera. Tu, secondo te, i tifosi del Napoli, che con il Napoli terzo in classifica dicono Gattuso out, aspettiamo a De Zerbi? Questa è la mia domanda. Questa è la mia domanda. Dobbiamo fare acquisti. Anche per me dobbiamo fare acquisti, Carlo. Dobbiamo prendere un terzino, dobbiamo prendere probabilmente una punta, dobbiamo vedere come rientrano Osimhen e compagnia bella, perché potrebbe anche rientrare a mezzo servizio e stiamo inguaiati per tutto il resto della stagione e non andiamo in Champions. È chiaro che bisognerebbe intervenire sul mercato, è chiaro. Quindi anche lì non è che io difendo Giuntoli e difendo la società. Giuntoli come società dovrebbero prendere provvedimenti e non pensare solo al futuro, pensare anche ad adesso. Pensi che Insigne ne risentirà mentalmente di questo errore? Matteo, non lo so, non è il primo e credo non sarà l'ultimo, potrebbe riprendersi con un po' di fortuna, magari segna subito contro il Verona e si riprende. Speriamo di no, che ti devo dire, veramente non è la prima volta, cioè Insigne ne ha vissute tante con il Napoli, quindi come si è ripreso in passato si può riprendere sicuramente anche stavolta. Personalmente mi manca, è vero, il regista che lancia continuamente ciughi e velocizza un po' il tocco. Che ne pensi? Anche a me un regista mi farebbe comodo, specialmente per il 4-3-3, perché poi comunque come ti metti con Demme e Bakayoko, se fai l'ibrido è Bakayoko che finisce centrale, perché Demme fa meglio la mezzala rispetto a Bakayoko, cosa che io vi ho detto 5 mesi fa, però lasciamo perdere. Il regista va bene, però poi il regista a 2 diventa un pochino più complicato. Qui serve la chiarezza, capito? La chiarezza da parte dell'allenatore, lo voglio, non lo voglio, che poi un regista lo può fare Bobotta, però non è che lo sto usando. È stata colpa della tua prima simulazione della partita, Marco, hai ragione, è tutta colpa mia. La prima simulazione l'abbiamo vinta e l'abbiamo anche postata qua su YouTube, dopodiché ne abbiamo fatte altre, abbiamo perso a spada tratta, poi abbiamo fatto un'ultima dove abbiamo vinto di nuovo, quindi è successo quello e quello. Comunque è tutta colpa, io mi prendo tutte le mie responsabilità. E sentite i rumori? Vado pazzo per Demme. Lorenzo dalla risposta sul campo domenica alle 3. 0-2 Napoli, Insigne Koulibaly, segnatelo. Alessandro, non me lo segno perché sei stato letto in diretta, tutto il mondo lo sa adesso, e da te verremo se questo avverrà. Testa Verona, che sarà una partita difficilissima. Stasera abbiamo perso solo per episodi, Achille, vero? Alla fine della fiera è vero, noi facciamo l'approfondimento a prescindere, ma alla fine è vero. Buonasera e sempre Forza Napoli, saluti dalla Germania, Carlo Trito, grande.
Riccardo, se tu dovessi fare una rosa completa mettendo conto di un paio di acquisti, quale sarebbe la tua rosa? Ragazzi, a questo Napoli non manca molto, cioè per me la difesa sta bene, i difensori centrali, terzino destro Di Lorenzo più un altro, non so chi Di Lorenzo più un altro che magari possa farlo rifiatare, Letizia del Benevento, per dire, va benissimo. A sinistra Mario Rui, riserva di uno più forte, Teo Hernandez già si hanno pigliata, Angeligno costa troppo, Grimaldo non viene mai, un altro più forte potrebbe essere questo Tavares, si è parlato di Emerson Palmieri, diciamo Emerson Palmieri, potremmo dire Spinazzola della Roma, ha fatto una partita in merda ieri, incredibile, proprio il peggiore Zuniga, Zuniga fortissimo, il peggiore Zuniga ieri Spinazzola, uno lì, dopodiché a centrocampo bene stiamo messi alla fine, se quando torna poi Fabina, se si alterna con Zielinski stiamo messi anche abbastanza bene fondamentalmente. In attacco Osimhen deve esplodere, però Mertens gli dovrebbe dare il tempo di esplodere, dopodiché Petagna è la terza scelta, un'altra punta per stare tranquilli. Là davanti Insigne, magari Elmas mi sta deludendo, stiamo prendendo Zaccagni, bene Zaccagni, Lozano e Politano più che bene, quindi non è che non stiamo messi male, il problema è che questi giocatori che sono ottimi non sono top, perché i top sono ottimi ma sempre, questa è la differenza che dovete capire, i top sono ottimi ma sempre, i nostri sono ottimi, si ferma là, ottimi. I top sono ottimi sempre, i nostri sono ottimi, fragili mentalmente, quindi ogni tanto se ne vengono meno nelle cositure. È così. Scambio Petagna-Belotti? Sì. Certo che lo farei, non so se loro accettano, devi metterci un bel po' di soldi in vicino, ma sicuramente lo farei senza dubbio. Dovremmo anche iniziare a pensare che la nostra sia una società mediocre per mentalità, non abbiamo mai vinto nulla di importante, o pesce federa capa, Mattia, società mediocre, società piccola, società gestione familiare, questa è la verità. Alle volte, cioè, la gestione economica va bene, però il salto di qualità non lo fai. Non c'è niente da fare, non lo puoi fare, perché se fai i debiti che fa l'Inter o la Juventus o il Milan, vai in bancarotta e non puoi reinvestire, rimettere soldi nella società, non ce li hai. Amici bellini e amiche bellissime, buonanotte, in tutto questo domani si lavora, ciao, grande Valerio, grazie Roberto per i tuoi saluti e per il tuo supporto. Se andremo in Champions faremo un gran calciomercato, Michael, I hope so, but I don't know. Speriamo. Io stavo incazzato per la partita e mio zio, per farmi riprendere, mi ha detto che lui sperava su Pino Taglialatela. Almeno adesso sperava su Pino Taglialatela. Almeno adesso ci giochiamo. Ah, ok. Cioè, nel senso, all'epoca tuo zio ovviamente si poteva affidare a Pino Taglialatela. Almeno adesso ci giochiamo. Questo ti fa capire quanto è cresciuto il Napoli rispetto al recente passato. Sì. Forza con i like, Valerio merita più 450 e vado a dormire. Vedi Pino come ci dà una mano? Grazie ragazzi. Francesco Castaldo, partita meritata dalla Juve. Francesco, lo abbiamo detto, qui diciamo tutto, ovviamente. Mi appello alla tua intelligenza a non accusare Chiariello, non si è mai sbilanciato su questo Napoli dicendo che fosse da scudetto e per le brutte affermazioni su Gattuso ha chiesto praticamente scusa. Flavio, io lo ascolto bene a Chiariello. Chiariello ha continuato a ripetere dopo il 6-0, ha detto che questa squadra per la rosa che ha deve puntare allo scudetto, lo ha detto, lui cerca di non sbilanciarci, ma ha detto, perché ha dato un voto alto al mercato e quindi deve mantenere il fatto del voto alto al mercato, ha detto che questa squadra con questi giocatori dopo le goleade, perché non possiamo puntare, se non ci puntiamo è colpa di Gattuso, lo ha detto chiaramente. Per le affermazioni brutte ha chiesto scusa, ok, ha chiesto scusa anche Gattuso alla sua controreazione, ok, si sono chiesti scusa ed è giusto e va bene, apprezzo le scuse, però sullo scudetto lui si è sbilanciato. Non sei un gruppo solido, non hai 11 campioni, non hai il miglior gioco e sei terzo con il secondo miglior attacco, miglior difesa e primo posto in giro, proprio colpa del mister questa. Francesco, vedi?
Poi ci stanno anche la discontinuità degli altri, no? Perché è un campionato dove non c'è una padrona che va avanti, che ammazza il campionato, quindi stanno tutte attaccate là. Vuol dire che è difficile per tutti. Vuol dire che è difficile per tutti. Ho notato una cosa, Valerio, l'abbiamo impostata sull'attesa per l'imbucata o il contropiede che poi non c'è stato. Questo non mi è piaciuto perché grave, ci voleva il gioco. Che ne pensi? Lino, sono d'accordo che impostare sull'attesa poteva essere una buona idea, perché alle volte abbiamo vinto partite impostando sull'attesa, però poi non c'è stata la velocità nella ripartenza. Quindi se fai solo attesa e non riparti mai, perché nel secondo tempo non sei riuscito a ripartire mai, che fai? Stai giocando per lo 0-0, così perdi. Se giochi per lo 0-0 perdi, e comunque la fortuna non ti sorride nemmeno ai rigori, e si è visto perché un rigore è arrivato e non ti ha sorriso. La fortuna non ti ha sorriso, la freddezza in realtà. Sì, quando uno poi deve perdere, preferisce perdere con il gioco, sì. Io preferisco perdere con il gioco, anche se prendere i contropiedi fa male, però anche prendere gol sul calcio d'angolo fa male. Frank Bianconero, Valerio ti saluto, la notte è stata una partita avvincente, equilibrata e corretta. Frank, come te, che sei sempre equilibrato e corretto, devo dire, ti ringrazio per essere passato. È vero, è stata una partita equilibratissima, avvincente, molto tattica. La correttezza ha fatto parte di questa partita, devo dire. Nel secondo tempo avete meritato più voi, non c'ho problema a dirlo. Come lo vedresti Koulibaly come X? Sarebbe una bomba, visto che a volte fa quelle scelte. X credo che tu intendi terzino. Secondo me lo può fare, se ne parla spesso di questa cosa qua, però quando Koulibaly sta bene è un valore aggiunto al centro, quindi io non rischierei Manolas Maksimovic, non rischierei Manolas Maksimovic Rachmani. Quando hai Koulibaly tienitelo là dietro, che io sto più tranquillo. Però sì, mancandoci il terzino sinistro capisco l'idea. Possibile che ogni anno l'obiettivo massimo a cui possiamo andare è il posto in Champions? Mattia, ma magari ti sei dimenticato che l'anno scorso non ci siamo andati. Il posto in Champions deve essere una vittoria. Tu sei il Napoli, non sei la Juventus, non sei l'Inter, non sei il Milan. Il posto in Champions è tutto di guadagnato quando sono tornate le due milanesi. La Juventus sta là, le due milanesi sono ritornate. Il posto in Champions te lo giochi con la Roma, con la Lazio, con l'Atalanta, che è diventata forte in questi anni, e con una sorpresa che può essere ogni tanto il Sassuolo, può essere la Fiorentina, può essere il Torino, il Cagliari l'anno scorso andò bene all'inizio. Quelli sono, c'è un posto. In questi anni noi abbiamo lottato anche per lo scudetto in un paio di occasioni, con Mazzarri con il Milan, con Sarri il primo anno e il terzo anno. Ci siamo avvicinati tantissimo, le milanesi non esistevano, esisteva solo la Juventus e il Napoli e un pochino la Roma. Poi ci siamo un po' illusi che quella era la nostra dimensione, ma purtroppo non è la nostra dimensione. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Bentornata, ti ringrazio anche io. Valerio, come lo vedessi come terzino? Ok, era terzino, sì. Vale ancora la regola dei 500 like e ti spunti i capelli? Ragazzi, dipende a quanto siamo, perché siamo arrivati a 2 ore. Una spuntatina la faccio, dai. Però senza la faccio con questa. Con la cosa dell'unboxing. Dai, arriviamo a 500 like. Se ci sono, se qualcuno se l'è dimenticato. Dai. Onestamente parlando non ho più fiducia in Gattuso, anche se cambiare allenatore in questo momento non ha minimamente senso. Ecco, Simon, io questo discorso qua lo accetto. Magari tu hai visto giocare, non ti piace come gioca la squadra, eccetera eccetera, e vorresti qualcosa di diverso. Benissimo, è un discorso che io accetto, è un discorso che parla di tattica, di idee, va benissimo. Cambiare allenatore in questo momento non ha senso. Quella è la chiave che a me mi fa poi sbarellare quando mi dicono Gattuso out, che non ha senso. Esattamente. Oggi la Dea ha pareggiato, ottimo risultato per noi ragazzi. Noi pensavamo che la Dea ci superasse, e invece no, stanno un punto dietro di noi. Ottimo. Ma come? L'Udinese doveva fare un suo boccone. Atalanta discontinua.
Lo dicono di loro, lo dicono solo di noi. Manca un leader alla Ibrahimovic al Napoli per fare il salto di qualità. Domenico, Ibra ha fatto fare il salto di qualità a tutto il Milan, senza dubbio. Lukaku fa fare il salto di qualità a tutto l'attacco dell'Inter, senza dubbio. Dopodiché loro hanno anche Vidal, hanno anche qualche altra figurina a fine carriera, ma la differenza la fa Lukaku, diciamo la verità. Alla Juve Ronaldo fa la differenza. Noi abbiamo puntato su Osimhen. Osimhen non può fare la differenza quest'anno, lo può fare magari più in là. Purtroppo è così, è così. E poi magari c'è un Mandzukic libero e se lo prende il Milan, quindi lì dai. Che delusione Elmas e pensare che Ancelotti l'ha preferito a Veretù. Io poi questa pure la vorrei sapere nello specifico, che questo è un altro grande classico di Chiariello, però che lui ha sempre voluto Veretù, gliene do atto, che il Napoli lo avesse in pugno e che Ancelotti non ha voluto Veretù e ha voluto Elmas al posto suo, non lo sapremo mai. Sono cose che dicono i giornalisti, però è vero che Veretù fa la differenza nella Roma, è un giocatore completo, è un giocatore che ci avrebbe fatto molto comodo, e se il Napoli veramente ce l'aveva in pugno ha fatto un grande errore chi non l'ha preso, la società, Giuntoli o Ancelotti, a preferire Elmas. In prospettiva può diventare meglio, però a noi Veretù ci serviva. C'è Milan-Atalanta. Bella gara. È stato un piacere, ma crollo dal sonno. Grazie a tutti per esserci tirati su di morale a vicenda. Esatto, e avendo visto tutto da un punto di vista più ampio. Andrea, che bei, questi sono i commenti che mi riconciliano con le avversità. Grazie Andrea, grazie tantissimo. E secondo te cosa dovremmo fare allora per fare finalmente questo salto di qualità, per entrare nell'elite del calcio italiano, visto che siamo sempre lì ma manca qualcosa? Matti, ancora una volta, ci deve comprare uno sceicco, se esiste, perché con De Laurentiis questo è il limite. Poi un anno ti può andare bene perché compri Cavani a 17 e diventa Cavani. Un anno ti può andare bene perché Cavani diventa Cavani, perché Hamsik diventa Hamsik e Lavezzi diventa Lavezzi. I tre tenori sono quelli che non sono costati, che ti sei preso Higuaín dal Real Madrid. I tre tenori sono cresciuti a casa nostra. Ti va bene un anno, indovini tutti gli acquisti, non si infortunano, vanno bene subito. Mettiamo che Osimhen esplodeva, allora tu potevi puntare allo scudetto perché la promessa su cui hai puntato ti vale quanto Lukaku e vai con Dio. Benissimo, allora il Napoli là ci può provare. Altrimenti, se la società resta questa, l'elite del calcio italiano, non lo possiamo raggiungere. Mi dispiace togliervi dei sogni, ma purtroppo è la verità. Per questo noi non ci dobbiamo arrabbiare se andiamo in Champions, anzi il secondo posto, che schifo, mi viene Ancelotti dice no, mi vengono i pruriti a pensare al il secondo posto a Napoli, un grandissimo risultato. Sarri con 91 punti arriva secondo e con 33 punti vince lo scudetto. È la dimostrazione che il fatturato, come lui ha sempre detto, conta. Vale, secondo me senza Insigne in forma il Napoli è inesistente. Anche questo è vero, perché quando Insigne gira meglio tutto il Napoli. Sì. Senti, sono proprio nella mia stanzetta. Incredibile. Eravamo anche su Bennacer e Teo, ma sappiamo com'è finita. Altro spunto interessante. Su Teo eravamo veramente oppure no? Ci abbiamo creduto e non abbiamo voluto investire abbastanza oppure no? Su Bennacer però io mi ricordo le reazioni dei tifosi. Bennacer, nato dall'Empoli, tutti i nanetti dell'Empoli, tutta gente che non servono i campioni. Bennacer, ottimo impatto nel Milan, ottimo impatto. Allora, vediamo un pochino, ma da quando ho capito, perché appena fatto il 2-0 splendido la TV, che Ronaldo è stato premiato miglior giocatore della Supercoppa, vabbè, lì che vuoi dire, Miche? Che vuoi dire? Lì sono cose che fanno ridere giusto per tenere la gente davanti ai televisori, ma tifosi della Juventus, capite questo? Ronaldo ha più tifosi della Juventus, quindi inquadrare Ronaldo significa fare ascolti.
questo è. Se voi andate a vedere tutte le cose, anche io che copertina ho messo? Ho messo Ronaldo e Lozano, perché Lozano ha più tifosi del Napoli, quindi gli ascolti, e poi alla fine sono stati anche loro decisivi, perché Ronaldo ha messo il gol sulla palla vagante e Lozano lo stava per fare. Alla fine i giocatori più rappresentativi sono quelli. Non c'è niente da dire, e Lozano ci sta dimostrando di meritare di essere il più rappresentativo. È così. Se ci dovessimo appellare a tutti quelli che sarebbero di venire, ora avevamo uno squadrone. Pensa al Palermo, se si manteneva Cavani, Dybala, Grosso, chi teneva più Simpli, tutti quei giocatori là fortissimi che negli anni si sono venduti. Però grande scouting. In Europa League dove andremo a finire secondo te? Non lo so, tesoro mio, dipende da che se riusciamo a passare da Granada dipende da che tipo di sorteggio avremo, sicuramente. Il Napoli non può appoggiarsi sempre solo sul capitano, senza di lui un po' anemico questo Napoli. Alternative? Le alternative! Al capitano serve una mano da Polizzano, o meglio Potano, perché ho detto Polizzano invece di Politano, da Politano, o meglio Lozano. Ricordate che Osimhen, Kill e Guaglione, c'è Petagna che è Petagnone, e non aggiungo altro. Avete già capito dove sto andando ad apparare, avete già capito. Ragazzi, a quanti like stiamo? Perché a 500 like io vi faccio sentire in anteprima la canzone, un pezzettino. A 500 like vi faccio sentire, lo sapete solo voi, un pezzettino di canzone in anteprima, un pezzettino di canzone in anteprima solo per voi, solo per voi. L'ho detto, se l'ho detto lo devo fare, non dovevo dirlo, mi è scappato, l'ho detto. Fatemi vedere se ci siete. Esatto, esattamente. Mancano 40 like, 190 persone, 40 like. Diciamo che 190 persone, forse la metà già l'hanno messo il like, ma secondo me qualcuno, se vi passate una mano per la coscienza no, dico, se magari vi siete dimenticati, no? Che state là, c'è la chat davanti, perché se state da telefonino c'è la chat davanti che non si vede, cliccate un attimo sulla chat, la togliete e compare il like, ci cliccate sopra e diventa colorato. Domi Gamer, grazie per la compagnia, grazie a te amico mio. Ora speriamo di no, ma sicuramente sarà un crollo del Napoli totale, speriamo di no. Sono fermi, allora vuol dire che non c'è più nessuno, ragazzi, mi dispiace, ma per la canzone dovrete aspettare. Nino, tu non lo sai, come non lo sai? Domani esce la canzone Fragili Mentalmente, #Fragili Mentalmente, la nuova hit dell'estate, che capita a pennello. Io la volevo fare ironica, no? Speravo, hai capito, di vincere la Supercoppa, e quindi facevo il ritornello, ma abbiamo vinto la Supercoppa, la prudenza non è mai troppa, e invece purtroppo l'abbiamo persa, e mai come in questo momento torna di moda il fatto che siamo fragili mentalmente, siamo fragili popottamente. Perché questa è la verità. La fragilità mentale significa che i giocatori ottimi non sono ottimi sempre. Questa è la differenza. Io distruggo tutto. 400. Ok, può essere pure che ci arriviamo. Io sono costretto a spoilerare tutto. Emanuele Nasti, non è neanche colpa di ADL se il calcio si è spostato in questa direzione, poi vedi che una squadra neopromossa in Premier spende più di noi. Questo pure è vero, Emanuele, perché i soldi che ci sono nelle altre leghe, i diritti televisivi distribuiti diversamente, è proprio, vedi, quello non è cattiva volontà, ma ero scordato pure di mettere like, ma lo so Fabio, lo so, ma stesso io dimentico a volte di mettere il like alla mia stessa live. Se io mi vado sul cellulare, il mio lo metto dopo perché non l'ho messo, è una questione così. Con quali software, Simon? Con il mio buon Logic, Final Cut. Poi ho chiamato a uno che mi facesse il mastering, il mixing, e quindi io ma l'avete, insomma,
il vostro supporto di queste settimane è servito tutto per finanziare praticamente la canzone, che oltre ad avere il costo del mastering e dell'editing finale, poi deve essere pubblicata, perché una cosa è pubblicarla su YouTube, ma io poi devo pubblicarla anche su Spotify, su Apple Music, e l'ho lanciata già e verrà poi accettata e postata su tutte le piattaforme, Spotify, Amazon, Apple Music, e voi potete sentirvela a loop. Poi la potete mettere per esempio su Instagram, vi fate le storie, perché ci sarà poi il balletto, voi dovrete fare il balletto. Sono fragili, questa è un po' l'idea, no? Di essere fragili mentalmente, però lascio a voi iniziativa e fantasia, qualcuno farà, capito? Si può lanciare un contest, il miglior balletto di fragili mentalmente, mi mettete un pare land, perché devono essere tutti con gli occhiali da sole, e facciamo la cosa di fragili. Questa è un'altra idea, essere fragili mentalmente, non lo so, lascio a voi. Le amiche belline saranno più in grado di fare magari qualche TikTok, no? Qualche cosa del genere su Instagram, eccetera eccetera. Quindi no, ho fatto proprio il video, amico mio, e domani esce il video in anteprima, che voi vedete e ve lo gustate, il lyrics video con il testo, e poi uscirà sulle piattaforme, perché io non posso aspettare più, è un errore mio, perché dovrei aspettare che esce prima su Spotify, eccetera eccetera, ma io sono fatto così, non ce la faccio più, deve uscire la canzone, la faccio uscire prima su YouTube e poi uscirà su Spotify. E no, Pino, meno 28, niente spoiler, dobbiamo arrivare a 500, altrimenti aspettate domani mattina, voglio. E già non dovrei farlo perché poi i miei mod mi cazziano. Lo sapete com'è. Un bobotta. Gianni Pollo, io conosco i miei polli, tu sei uno dei miei polli in questo momento. Perché noi napoletani ci siamo illusi? Popotta. Se l'Inter e il Milan sono 8 anni, Popotta, che arrivano sotto prima dell'anno scorso. Luca, non ho capito la domanda. Popotta. Perché noi, se l'Inter e il Milan ci siamo illusi? Loro erano in gravi difficoltà, noi ne abbiamo approfittato mettendoci in pianta stabile vicino alla Juventus, non siamo riusciti a fare quel passo in più. Adesso loro sono tornati prepotenti e noi non riusciamo a stare attaccati, o meglio ci siamo attaccati là, stiamo terzi, ma dobbiamo vedere se rimarremo. Speranza, devi dircelo tu quando torna Osimhen, non lo so quando tornerà, però se magari domani fa il secondo tampone e risulta negativo, perché pare che il primo tampone è il risultato negativo, se questa è la cosa vuol dire che se si negativizza lo possiamo vedere anche già col Verona, però se sta bene Caspal, che è tutta una serie di cose. Guaglio, per non guardarti alla TV mi si è anchilosato il polso, mi piace vederla al PC la live, Saberani. Lo so, col polso non è il caso, perché poi da là ti scordi di mettere il like, eccetera eccetera. Però mi dovrai dire tu da musicista se ti piace la canzone, ti sta simpatica la Lazio? Simpatica proprio no, Carlo, ti devo dire la verità. Rispetto la Lazio come squadra, perché comunque sta lì, l'anno scorso si è presa il posto nostro, probabilmente quello che ci si aspettava, e sta facendo ottime cose in continuità, sicuramente. Simpatia è difficile, voglio, per le squadre che sono contro di noi è difficile avere simpatia. Ho simpatia per le squadre più piccole, Benevento, addirittura il Verona ultimamente mi sta simpatico per come gioca, ma avere simpatia per Roma, Lazio, Juventus, Milan e Inter mi risulta un po' complicato, voi mi perdonerete. Valerio, sto facendo crescere i capelli come te, quanto tempo ci hai messo? Sal, parecchi anni veramente, questi sono lunghi almeno da 15 anni, però penso che ci puoi mettere un 5-6 anni. Signora, i congiuntivi! Ne ho sbagliati un paio, scusatemi. Scusami, riga, scusami. Scusami. In questo calcio moderno sempre più simile all'NBA, non solo il Napoli, ma qualsiasi club della Serie A può aspirare a diventare una top europea. Sarà, Flavio, sarà, non lo so.
Valerio però Quadrato non giocava da 14 giorni, Osimhen da 3 mesi, penso più possa tornare col Parma. Speriamo, perché poi il Parma, cioè speriamo il più presto possibile. Col Parma si diceva, no? Il ritorno col Parma in generale, a prescindere dal Covid, quindi non... ho letto polso, Prosio. Il Prosio, ho capito. Pensavo che stavi così col telefono, invece è un fatto di Prosio. Appunisci Prosesia, non ti preoccupare. Io ho simpatie della Roma solo per via di Totti, non per altro. Ma Totti non c'è più. E poi giocatori singoli nelle varie squadre che mi piacciono ce li ho. Però sì, vabbè, Totti il campione, è chiaro, quello sì. No, Azzurro, devi capire una cosa. Il Verona, i tifosi non mi stanno simpatici in generale, ma c'è un tifoso del Verona che è più napoletano di noi. è di Verona, è buteo completamente. Che è il nostro amico Renato, che mi dà un supporto dall'inizio, da quando eravamo un canale così piccolo, e tifa per il Napoli. Cioè lui ci ha mandato un messaggio dove praticamente sta tifando per noi così come tifa per il Verona. È incredibile, no? È una cosa incredibile, il veronese che tifa per il Napoli, e ha detto: mo solamente mi dispiace, per la prossima non posso tifare per il Napoli perché ci incontriamo Napoli-Verona. Però è un piccolo, come si dice, è il classico esempio di quando i pregiudizi sono sbagliati a prescindere, perché ci sono le eccezioni e sono quelle più belle. Allora, fatemi vedere. Oggi si è mancato anche Fabian, secondo me non abbiamo quasi mai verticalizzato. Paolo, però attenzione, mo non è Fabian, ci manca Fabian. Vabbè, Falk, allora meno 20 like, spuntatina e mini spoiler, preparati. Io sono pronto, spuntatina, sono pronto a farla, pigliamo una cosa, la spuntiamo, l'ho promesso, lo faccio, il mini spoiler anche, e siamo così. Ma voi la sentite la musica in sottofondo? Devo sapere a che livello, a livello di volume. Comunque mancato Fabian non credo, perché non è che Fabian verticalizza a pazzi, Fabian torna indietro molto spesso. Quindi è chiaro, col senno di poi, magari se c'era Fabian poteva fare, fino a mo' non ha fatto. Il premio migliore in campo avrebbero dovuto darlo a Quadrato, ieri positivo, stamattina negativo, torna in campo 9 mesi, 33 anni, non sentire, JJ fenomeno. Senza dubbio per me il migliore in campo, l'ho detto a inizio live, Alessandro, darlo a Ronaldo mi sembra una stupidaggine. Quadrato ha fatto la differenza, ha avuto un buon impatto per Bernardeschi nel secondo tempo, ma Quadrato ha fatto la differenza. Meno 16, ok, sono pronto. Vabbè, il like te lo lascio, ma solo perché stiamo raggiungendo il quota 500. Grazie Azzurro, grazie mille. Oyama punisce Paletti, ci sono un paio di Yami che puniscono e spuniscono, e noi, capito? Tanto non ci sono bani involving, a me, vabbè, non fa niente, sono mischiando parlesi, napoletana e inglese, è la fine. Meno 15, guarda come se la ride il mod che adesso sa che io mi devo spuntare, guarda. Grande Decibel Bellini ha litigato con Antinelli della Rai su Instagram, li ha accusati di telecronaca faziosa. Pensate Decibel come pure depresso, uno forte, che mi piaceva come faceva il suo lavoro, senza più pubblico, stato completamente, ovviamente, messo da parte. La musica da sottofondo perfetta, ok, quindi è bassa. Se vi devo far sentire lo spoiler devo alzarla un pochino e ci teniamo pronti. Vincemmo Rummenigge, vediamo un pochino, King, questo tuo Rummenigge, ho letto quasi Rumenk, perché il napoletano va scritto in un certo modo, ma ti ho capito. Niente, se la schignazza lei se la schignazza, sta tutta felice e tranquilla, perché adesso sa che... Vabbè. Allora, Smile, io abitavo proprio a Fuorigrotta, ragazzi, Piazzale Tecchio, Bartico, cioè io la partita la sentivo dalla finestra, dallo stadio San Paolo, avevo difficoltà con Sky perché mi arrivava prima l'urlo del San Paolo a finestre chiuse. Pensate quanto stavo vicino, era scritto nel destino che dovessi essere appassionatissimo del Napoli, abitavo proprio lì.
Mancano pochissimi like per la spuntatina, ma tu più per la spuntatina che per lo spoiler, giustamente. Signora, la canzone! Un Napoli ha da spunire ban, Tore. Il Napoli deve spunire le Banesie e a punire un top player, ma non lo farà. Ora Pirlo lo fanno diventare Guardiola, sarebbe un giornalismo disonesto, visto che lo hanno criticato fino adesso per una partita fatta bene, che noi non neghiamo. Adesso improvviso ti sei incartato Gattuso, non ti sei incartato Pochettino o Bielsa. Vediamo un pochino. Meno 10, capito? Meno 10, Stadio Maradona. Lo so, mo è Stadio Maradona, ma quando ero io era Stadio San Paolo. Come lo parli l'inglese? Lo parlo benino, direi, King. Sono indipendente, diciamo così. Pronto a filmare? E dai ragazzi, io 3 like grande. Meno 10 spoiler no, ragazzi. Ma vedi che ci sono ancora persone che non l'hanno messo. Lo stanno dicendo già, ed è un giornalismo disonesto, amico mio, è un giornalismo disonesto. Ma stai ancora in veglia? Devi capire, Antonio, che io sono a New York, quindi a me sono le 8:20 del pomeriggio, le 8 di sera, e io vado a cenare, ma sono ancora in piena attività. Dopodiché devo postare il video della canzone, devo postare l'approfondimento con la lavagnetta tattica. Ho delle cose da dire a Gattuso e mi sentirà, perché io non faccio difesa a spada tratta di Gattuso. Quando gli devo dire delle cose gliele dico, ma gliele dico a ragion veduta, dimostrandolo sulla lavagnetta, non facendo editoriali in insomma, il dissing a Chiariello non mi caga proprio. Anzi, Chiariello, vi dico questa cosa, mi intervisterà per la canzone, ve lo dico con tutto il cuore, sono sicuro che mi intervisterà per la canzone. Io gli dirò che i suoi editoriali sono un po' così e ci appiccicheremo in diretta. Che cosa succede? Divento virale se faccio questa cosa qua, che loro mi chiamano, ma che bella canzone, ma come ti è uscita questa cosa, come mai? E dice che Chiari, però tu con questo editoriale stai creando un problema, il patentino a stracciare, e diventa poi viralissima sta cosa qua. Ciao Valerio, secondo te quanto si potrà respirare un'aria più serena? Mi riferisco al Napoli Extreme, quando vinciamo 4 partite consecutive. 3 già non bastano, 4 partite consecutive di vittoria fatte bene, vinto e convinto, allora sì, si respirerà un'aria più serena, altrimenti una sì, una no, una sì e una no. Non saremo sempre quelli che dicevano Gattuso out, ritornano in auge quando il Napoli perde, quelli che dicevano Gattuso non ha colpe tornano in auge quando il Napoli vince, e non ci mettiamo mai d'accordo tra di noi. Io sono in mezzo perché io devo fare l'approfondimento tattico. Ma capite, siamo pronti, siamo prontissimi, io non mi tiro indietro. Credi che Gattuso verrà confermato anche per la prossima stagione? A me piace tanto, però con le big abbiamo troppa paura. Paolo, non lo so se è questione di paura con le big, non lo so se è colpa di Gattuso o dei giocatori che sono fragili mentalmente, ma io credo, e mi dicevano che il contratto è praticamente pronto, quindi io credo che il Napoli ci stia puntando su Gattuso. Meno 4, 3, 2, 1... Non che bello, ma quale bello? Io sono semplicemente sono al vostro servizio. Firpo, si parla che se lo prende il Milan. Vero, Manuel, lo diceva ieri anche lo Zoccolino nella sua live, si è parlato il Napoli, Firpo, il prestito Firpo. Se il Milan riesce a prendere Firpo al posto nostro, vuol dire che veramente stanno facendo di tutto per vincere lo scudetto adesso, subito, perché è un'occasione irripetibile. Non lo so se il Napoli lo aveva già in mano oppure se se n'era solo parlato perché si parla di un terzino e mettono Firpo in mezzo, non lo so. Però noi ci siamo presi Bakayoko che loro volevano e non è venuto, non è andato da loro si prendono Firpo, non lo so. Meno 3. Sì, alla sinistra no. Alla sinistra Insigne, seconda opzione Lozano, spostando Politano dall'altra parte. Alla sinistra no. Poi arriverà Zaccagni per l'anno prossimo, di cui sono contento. Terzino sì. Chiarello vuole uccidere solo le mosche poi c'erano dei video, cioè gli Annicelli con le mosche, bellissimi.
De Laurentiis è troppo addovato spugni banesi, lo so, Saverà. Comunque Saverà porterò Frank Tellina in live, ho deciso, è un'idea che mi è venuta da un po' di tempo e faremo una live di Parlesia avvilente, nel senso Parlesia tranciante, dove non capisce niente nessuno. -2? -1? Io prenderei Boga, anche io prenderei Boga, ma credo che tante squadre prenderebbero Boga. Attenzione. L'avete fatto. Posso invece che i capelli tagliarmi un pochino i baffi che sono lunghi? Faccio un pochino i baffetti. Puoi abbonare, magari perdo tempo, puoi abbonarti al canale per avere badge, emoticon speciali ed entrare nel gruppo, gli abbonamenti del secondo livello, entrare nel gruppo Telegram esclusivo, quelli del secondo livello. Parliamo di altro, parliamo di Gattuso, di cose così, non lo so, non è detto che... insistono. Che ne pensi di Firpo? L'ho visto giocare 2 volte, Lore, secondo me, non lo so, venendo da Barcellona qualcosa di buono ce l'avrà, ma va bene, arrivo. Secondo me Gattuso è troppo mediocre, deve capire che il Napoli è 4-3-3, King non è un problema di modulo. Vedi che poi mi parlano degli moduli, ma perché non mandano degli psicologi e sono fragili mentalmente? E infatti sì, ragazzi, lo prendo da dietro, tanto ricrescono, non fa niente. La vedete? Queste sono cose che si dovrebbero fare per le vittorie, non per i like, però voi siete stati carini e lo vedrete cadere, così. Maronna, doppia punta. È caduto, è tutto vero, l'ho fatto. La ciocca è mia, la ciocca è sua, ecco, è sua. Come diceva Totò in turco napoletano, è suo, sono vostro, è suo, tieni. Mertens, sposta, ti devo dare la ciocca a Falco. Tieni, la conserviamo, ma visto che spoileraggio, l'avete fatto, lo prendo da no, dicevo il fatto di Totò, stavo scrivendo il fatto del volume. Mi dovete dire se il volume è buono, così scrivetemelo. Fatemi sapere, perché se mi dite che il volume è buono io vi faccio il mini spoileraggino, se no non fa niente, anche se la qualità non è il massimo. A così do quadretto, magari fate padre Pio qua, no, Maradona e basta. Ottimo, la qualità non è il massimo, però ogni promessa è debito, ragazzi, ogni promessa è debito. Vorrei prenderla da mezzo, però comunque vado. Ok, pausa. Siamo pronti? Ok, la metto in play. Fragili mentalmente. Fermi tutti, perché questo è proprio già avete sentito praticamente tutto, perché questo è il mini spoilerino. Poi la metto in mezzo a quello che ne esce in mezzo, perché non lo so, potrebbe essere strofa, potrebbe essere ritornello, non lo so. Attenzione, mini spoilerino. Fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu. Ok, basta così. Super spoilerata sul Diego Temme, aiutaci tu. Quindi chi si vuol fare delle idee se le faccia. Sono fragili mentalmente, ragazzi. Ricordate bene che sul mio store fluido.net è già nata la maglietta fragile mentalmente, anche sul mio store valeriofluido.oplix.com. non lo so se lo store esce se io faccio così, però potrebbe uscire o potrebbe non uscire, ma comunque
voi tenetelo presente, quando uscirà la cosa, perché poi a un certo punto andranno a ruppa. Esatto, quei 2 store là. Ho preparato le 2 magliette, sono leggermente diverse ma sono carine. Fragili mentalmente, perché loro sono fragili mentalmente, noi siamo fragili mentalmente, voi siete fragili mentalmente, io sono fragile mentalmente, perché comunque veniamo da un anno difficile. Il 2020 ci ha resi un po' tutti fragili mentalmente, diciamo la verità, e io ringrazio prima di tutto i miei mod, che sono, oltre la straordinarietà, sono qualche cosa di più degli amici, sono dei fratelli e una sorella in questo caso. So funky, yes, è già hit, ragazzi. Sì, Vivelaz, sì, lo so, però domani, linguaggio 8, lo so, domani, prima cosa al mattino ci sarà la canzone, voglio un esorbitante numero di like e di condivisioni, non vi chiedo mai la condivisione, ragazzi, domani condivisione a palla, è l'unica cosa che vi chiedo, perché la canzone la distribuisco gratuitamente, ovviamente ve la siete meritata. Condivisione nei vostri gruppi WhatsApp, sui vostri gruppi con gli amici, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su TikTok, dove volete voi, condivisione a palla, perché questa canzone arriverà, se voi la condividerete, ai giocatori del Napoli, e io ne parlo male ma bene, nel senso che gli dico le cose che devono fare, quindi condivisione incredibile, e facciamo una cosa che purtroppo abbiamo perso, e la canzone ci azzecca. Io avrei voluto fare la canzone che non ci azzeccava vincendo, siamo fragili ma abbiamo vinto la Supercoppa, purtroppo non è così. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, per i like, per il supporto. Oggi anche tantissimi supporti a livello di donazione, grazie a tutti quelli che hanno donato, a quelli che hanno commentato, a quelli che hanno lasciato il like, e se non avete ancora visto, la reaction è pronta sul canale, quindi staccate qui, guardate la reaction, lasciate un commento là. Domani canzone, ecco, approfondimento tattico e lavagnetta. Vi voglio un sacco di bene, questo Napoli ci fa buttare il sangue, ma noi affrontiamo, è uno sport, è il calcio, è il passatempo. Siamo appassionati, siamo innamorati, però è difficile. Quando non si vince siamo tristi. Tutta la settimana si sviluppa, oggi è martedì, non pensate che è mercoledì, domani sarà martedì, ancora martedì. Quindi non vi preoccupate, abbiamo subito l'occasione di rifarci e di essere di nuovo pimpanti e sfiziosi. non ho più aggettivi. Vi voglio bene tantissimo, e siamo fragili mentalmente, però magari, capito, possiamo anche diventare virali. Popotta.